Buongiorno, buongiorno e bentrovati con una nuova puntata di Sveglia a Trieste, come sempre la rassegna stampa, i collegamenti con la Polizia Locale per gli aggiornamenti, le previsioni del tempo e poi gli ospiti che risponderanno alle vostre chiamate da casa. Avremo con noi Diego Moretti del Partito Democratico, consigliere regionale, che sarà con noi a partire dalle 8 fino alle 9. Dalle 9 alle 10 l'assessore Maurizio De Blasio, assessore all'educazione del Comune di Trieste. Iniziamo subito con la rassegna stampa dal quotidiano Il Piccolo. Andiamo subito con le notizie. Referendum, l'affluenza supera di poco il 20%, c'è tempo per votare ancora oggi fino alle ore 15. Il dato del Friuli Venezia Giulia resta sotto la media nazionale. E poi le notizie sportive che tengono banco. Il CT della Nazionale stasera allenerà da esonerato contro la Moldova. Yannick Sinner spreca 3 match point e perde al quinto set al Roland Garros a Parigi. Ben servito Azzurro Spalletti, Sinner resa amara a testa alta. Cabino via, io vado avanti. Dopo il no al progetto espresso dal 73% degli interpellati nel sondaggio commissionato dal gruppo NEM di Piazza Tiradritto, credo in ciò che faccio per il bene della città, le opposizioni, l'iter va fermato. Io con la cabino via vado avanti, credo in quello che sto facendo per la mia città, dice appunto il primo cittadino di Trieste. Parcheggi, spunta l'ipotesi navette gratuite per il centro, l'idea di commercio, posteggi, ok delle categorie economiche, il Park San Giusto 2, ma serve tempo e dunque si parte con quest'idea delle navette. Protezione civile e soccorsi più tempestivi con i droni in arrivo in Friuli Venezia Giulia. E poi la notizia di cronaca a San Dorligo, rubato dall'auto del sindaco l'incasso della sagra di Mattonaia, il sindaco Alexander Coretti che aveva messo i 10.000 euro in auto della sagra in attesa, diciamo così, di mettere a posto la sagra e il tutto è stato rubato dalla sua vettura. Il quorum resta lontano, in Friuli Venezia Giulia alle urne soltanto il 20% degli aventi diritto. Bundi fuori sede a Trieste, più di un'ora di fila al seggio. Tribunale ecclesiastico e matrimoni annullati, in un anno 133 le cause presentate in Triveneto, i dati del 2024 fotografano un calo pari al 23,5% rispetto al 23, trend coerente con la riduzione del numero di celebrazioni in chiesa. Le spese legali vanno da un minimo di 1.600 a un massimo di 3.000 euro al netto di dossier più impegnativi. Papa Francesco aveva abolito l'obbligo di doppia pronuncia e introdotta anche la via breve basata sul ruolo del vescovo. Protezione civile e squadra dei droni per soccorsi più tempestivi, la Regione acquista 47 dispositivi destinati ai gruppi comunali. Avviato l'addestramento per i volontari dei nuclei specializzati, un po' come aveva scelto di fare invece il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha già la propria squadra droni, diciamo così. In Regione opera già il team, appunto, unità SAPR, incardinato della Protezione Civile, sarà potenziato, a cui si affiancheranno i 27 nuclei che saranno attivati dai gruppi comunali. I gruppi comunali saranno assegnati 47 droni che la Regione provvederà ad acquistare. I droni sono aeromobili a pilotaggio remoto, sono piccoli veicoli e sottostanno appunto alle normative ENAC, controllati da remoto da un operatore. In questi giorni sono iniziati i corsi di formazione per volontari, il percorso è formulato in 7 moduli per 60 ore. L'assessore Riccardi, tecnologia che offre una grande opportunità, cresciamo nell'utilizzo di strumenti come i droni che oggi abbiamo a disposizione, si tratta di una responsabilità importante, è necessario studiare e formarsi perché questa tecnologia rappresenta una grande opportunità, conoscere a distanza il teatro dell'emergenza, sfruttando tutte le misure e gli strumenti applicabili a contesti di elevata complessità consente interventi più efficaci e mirati, un vantaggio che può diventare determinante. Le due vittime forse erano madre e figlia, il giallo di Villa Panfili, dall'autopsia nessun segno di lesioni sul corpo della donna, seguiranno esami tossicologici effettuati i prelievi di DNA. E poi il grande caldo che dopo quello che diciamo abbiamo avuto come antipasto negli ultimi giorni toccherà temperature veramente elevate tra la fine di questa
settimana, il weekend tra diciamo, giovedì, venerdì, sabato. L'AFA punta all'Italia, da sud a nord temperature elevate, si arriva a 40 gradi, debutto anticipato rispetto alle medie stagionali, per gli esperti un blocco atmosferico, dura tutto il mese, per i dermatologi l'estate può essere la trappola per la pelle. Arriva il caldo africano su tutta l'Italia con un debutto anticipato rispetto alle medie stagionali, la prima ondata di affa, temperature bollenti, con colonnina che si attesterà sui 37 gradi e oltre, colpirà il nostro paese da nord a sud a partire da fine settimana. Tutto il paese sarà avvolto in una specie di bolla definita alto pressoria. Da domani ci saranno temperature fino a 37 gradi in mezza penisola, in Sicilia pure più alte. La situazione meteo in Friuli Venezia Giulia. Oggi, diciamo così, che la bora consente di respirare un po'. Da domani cielo in prevalenza sereno con temperature massime in aumento, ancora un po' di bora moderata, ma temperature che sulla costa non supereranno i 30 gradi, sulla pianura sì, perché ovviamente la bora non soffia. Da mercoledì su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana da sereno poco nuvoloso, temperature massime ancora in aumento, si arriverà a 33 gradi in pianura. Poi da giovedì ancora più caldo, con anche la costa che potrebbe essere interessata da questa bolla di caldo già con le prime temperature importanti, poi via via si andrà avanti con temperature ancora più importanti nei giorni successivi. Dicevamo, picchi fino a 37 gradi sono previsti specie da martedì 10 in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, 33-34 Milano, Bologna e Roma. Insomma, queste condizioni ci accompagneranno per tutta la settimana. Al momento non si vede una via d'uscita da questo blocco atmosferico, almeno fino all'ultima decade del mese. In funzione il sistema di monitoraggio all'ERTA del Ministero della Salute che insomma, inizia a segnalare i vari bollini che diventeranno via via arancioni e rossi. Mladic sta morendo, chiesta la scarcerazione per il boia di Srebrenica, esplode la polemica, l'istanza presentata dai legali dell'ex generale condannato all'ergastolo, inguaribile, sottoposto a cure palliative, gli restano pochi mesi di vita. Sui social parole di rabbia, ma in Serbia la stampa più vicina al governo lo sostiene. 25 pagine per chiedere il rilascio anticipato di uno dei responsabili delle maggiori atrocità compiute durante la guerra in Bosnia, liberazione che potrebbe avvenire proprio nell'anno in cui si commemora il trentennale della sua opera più abietta, il genocidio di Srebrenica. Mosca si spinge anche nel Dnipropetrovsk, ma Kiev smentisce, sarebbe l'apertura di un primo fronte nell'oblast dall'inizio della guerra. L'Ucraina dice che lo scambio di prigionieri sarà la prossima settimana. Albano intanto canta per la pace a San Pietroburgo, Israele ordina lo stop alla flottiglia per Gaza. Nuove proteste a Los Angeles, Trump invia 2000 soldati, Los Angeles è in fiamma, agitata da scontri tra polizia e manifestanti che protestano 3 giorni contro i raid delle autorità per l'immigrazione che hanno arrestato centinaia di persone nelle ultime settimane. La situazione della città è delicata, con decine di fermati della polizia e Donald Trump che ha deciso di usare il pugno duro inviando 2000 soldati della Guardia Nazionale, accusando il governatore democratico dello Stato di inettitudine. Il caos è iniziato venerdì pomeriggio, la notte in Italia, quando una protesta contro l'arresto di 44 migranti è degenerata con la polizia che ha usato il gas lacrimogeni e granate. Bene, andiamo ancora avanti. Il sindaco di Rovigno, essenziali bilinguismo e cultura italiana, l'incontro tra il nuovo primo cittadino e i rappresentanti della comunità, l'impegno per la tutela e la valorizzazione della minoranza della città. Socialdemocratici ridimensionati, sezione di Fiume sciolta dopo le elezioni amministrative. E poi l'evento musicale, Cremonini fa sognare i suoi fan. Erano le 21.03, scrive Sara del Sal, quando sul palco si sono accesi i colori e le prime note di Alaska Baby, nuovo album, ma anche la canzone che ne condivide il titolo allo stadio Tegil di Lignana. La serata dei sogni per i 25.000 di Cesare Cremonini, che da un anno attendevano di poter ritrovare il loro beniamino, capace di far ballare e cantare pubblici di ogni età, un colpo d'occhio bellissimo in quel di Lignano, nello stadio appunto della località costiera del Friuli Venezia Giulia. Ed ecco che arriviamo alle pagine di cronaca locale, di piazza Tira Dritto sulla Cabinovia e nell'interesse della città.
La maggioranza fa quadrato attorno al sindaco, ma tra i partiti emergono toni e sensibilità diversi. Andiamo a vedere il riassunto della settimana scorsa, perché qui il Piccolo ha avviato un sondaggio, noi vi facciamo vedere tutto quello che è successo la settimana scorsa. Andiamo nella seconda parte della scaletta e chiedo al nostro amico regista Carelli di mandare i 4 servizi in serie che abbiamo preparato sul fronte Cabinovia nella scorsa settimana. Vi ricordo, si riparte giovedì, poi venerdì, poi probabilmente anche la prossima settimana. Parte in un clima incandescente la maratona in Consiglio Comunale sulla variante al piano regolatore accesso nord per il tratto di Cabinovia che secondo il progetto dovrebbe sorvolare il Bosco Bovedo. Le scintille si sono accese immediatamente, ancor prima di entrare nel vivo della discussione, già su questioni procedurali. Iniziata con circa mezz'ora di ritardo, la prima delle 3 sedute straordinarie previste ha approvato le modalità di discussione proposte dal Presidente Panteca in un clima assai litigioso. Mozione d'ordine. Allora, prima di parlare, dopo dico su Mandiga perché vedi che c'è la mozione d'ordine, non dai la telepatia, no? Ma dai, iniziamo, adesso aspettate qua. Ma che giochetti degli esperti elementari, degli esperti elementari, ma ascolta quel che sei, ma ascolta quel che ho detto, dai, cominciamo. Presenti tra il pubblico alcuni esponenti dei comitati che si oppongono all'opera definita inutile, impattante e dannosa, che seguiranno l'intero iter alternando la loro presenza in aula. Sono oltre 3.000 le osservazioni e opposizioni presentate dai cittadini, circa 260 gli emendamenti delle opposizioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, la discussione non sarà tranquilla e probabilmente non basteranno i 3 giorni programmati per l'approvazione della variante. Le opposizioni faranno il loro mestiere, faranno di tutto per bloccarci. Io credo che sia una grande opportunità per la mia città. Lo dicono i cittadini, quando cammino per la città dovresti vedere cosa mi dicono i cittadini. Mi aspetto grandi problemi da parte della sinistra, insomma questa è la realtà, per cui andremo avanti i giorni, senti urlano come pazzi, fa parte del gioco della politica, insomma. Ma noi siamo qui a far sentire la voce di chi è fuori e ci ha fermato venendo anche in consiglio chiedendoci di dar voce davvero a una contrarietà e li terremo fermi qui spiegando le buone ragioni di chi sa che l'Ovovia è una follia, che l'Ovovia in una città di Bora è qualcosa che non si può e non si deve fare, che è un dramma ecologico ed è uno spreco economico e abbiamo la speranza che forse qualcuno ci ascolti che alla fine ritirino la delibera. Ma è una delibera oggettivamente complessa perché recepisce 3.000 e oltre osservazioni che quindi andranno trattate, hanno già il parere degli uffici competenti. È un atto, ribadisco, dovuto, come è stato più volte sottolineato da parte dell'amministrazione comunale, perché approviamo una variante di piano regolatore che è già stata adottata in precedenza. Quindi si tratta sostanzialmente di consentire che questo strumento urbanistico preveda la realizzazione dell'opera. Ecco, io mi aspetto che ci sia, seppure nell'ambito del rispetto dei rispettivi ruoli, un dibattito il più sereno possibile. L'Ovovia è un'opera inutile, impattante e insostenibile, ormai la questione è chiara a tutti, sia a larga parte della popolazione, sia ai tanti enti che si sono espressi nel merito nel corso di questi anni. Sono convinto che la questione sia chiara anche a quegli esponenti della maggioranza che difendono l'opera per partito preso, ma in cuor loro sanno benissimo che sarebbe un danno per la città. Noi abbiamo presentato più di 200 emendamenti perché tante sono le questioni di merito da affrontare nell'ambito del Consiglio Comunale. Faremo di tutto per bloccare un'opera inutile che Trieste non vuole, lo faremo qui, lo faremo anche in altre sedi insieme alle tante persone che si sono mobilitate nel corso di questi anni. Beh, in realtà abbiamo questi 3 giorni, io chiedo all'opposizione massima serietà e responsabilità, è un'opera che non è impattante come ha detto il capogruppo di adesso Trieste, va praticamente a togliere l'1% di quel che è 12.000 ettari, quindi 0,08% di bosco che viene tolto, quindi praticamente nulla. Può piacere come non piacere, ma sui dati tecnici hanno totalmente torto.
La trattazione della delibera sulla variante del piano regolatore della cabinovie non si concluderà oggi. Il terzo giorno di seduta è partito in ritardo a causa mancanza del numero legale alle ore 9 per diverse assenze in maggioranza. Attorno alle 10:30 i lavori d'aula sono ripresi da dove si erano interrotti ieri. Gli emendamenti, 2 trattati e bocciati ieri, 4 oggi, sono stati fatti propri dall'assessore Michele Babuder. La Giunta fa propri gli emendamenti 360, 361, 369 e 379, rispettivamente dei consiglieri Repini e altri, e l'ultimo 379 Barbo e altri. Gli altri 2 sono stati il fulcro della mattinata odierna, con un copione che non è cambiato: illustrazione del testo del proponente e discussione, dove a prendere parola sono esclusivamente i consiglieri d'opposizione. Unico break quello del sindaco di Piazza, in un siparietto con il consigliere Francesco Russo. No, volevo dirti, Francesco, un giorno camminavo e stamattina ero là, perché tutti mi dicono che leggono i giornali avanti, da una parte e dall'altra, perché la democrazia per me è questo, da una parte e dall'altra. Qualche volta venite in ufficio da me che vi faccio vedere i numeri, perché parlate, ma mi sembra che parlate a randela. No, solo per accettare immediatamente l'invito del sindaco di Piazza davanti alle telecamere delle 4 domani mattina, se vuole andiamo a fare un giro e ci parla. Di fatto la mole di lavoro obbliga il Consiglio Comunale, stante questi ritmi, a riconvocare ulteriori sedute la prossima settimana, visto che per concludere la procedura ci sono ancora tutte le osservazioni e controdeduzioni, nell'ordine di 5 a 3.000, raggruppate in famiglie, che devono però essere votate singolarmente. E come detto, oggi l'Aula non ha perso occasione per bisticciare, soprattutto per questioni politiche. Continuate così, ci state facendo un regalo, perché vi assicuro che gli elettori di centrodestra che continuano a fermarci qui fuori, magari ci dicono che non ci voteranno la prossima volta, ma ci stanno dicendo che sono contrari a questa operazione. Seconda giornata di Consiglio Comunale per l'approvazione della variante al piano regolatore che inserisce la cabinovia nel contesto urbanistico triestino. Dallo start alle 9 sono state poche nella mattinata le evoluzioni dei lavori d'aula. Le parti in quei pochi minuti si sono scontrate per lo più su questioni procedurali, riferite soprattutto alla mancata discussione politica in aula degli emendamenti giudicati inammissibili per parere tecnico. Lei impedisce a noi consiglieri di apportare delle modifiche al dispositivo e mi spieghi per dove trovo questa regola nel 2, me lo dica! Alla ripresa pomeridiana l'annuncio del Presidente Panteca, 8 emendamenti raggiungono parere favorevole, ricordiamo che in totale ne sono stati presentati 389, quindi il dibattito prendendo in esame una a una le 8 proposte ammesse con l'opposizione che si prende tutti i minuti disponibili fra gli interventi dei consiglieri, spezzate dalle parole del sindaco di Piazza e da un ancor più calzante affondo dell'assessore Giorgio Rossi in risposta alla consigliera Pucci. Andando avanti così, ogni delibera sarà particolare e ad ogni delibera faremo le regolette. Porteremo le regolette, le voterete voi e questa è la democrazia della maggioranza di cui ho parlato ieri, che verrebbe da dire, ma allora che cosa ci stiamo a fare qua? Allora sto dicendo, cerchiamo insieme di ragionare, vedere questo clima, sinceramente mi dà fastidio, sono 20 anni che governo questa città, credo che abbiamo fatto tante cose, credo che abbiamo lavorato con serietà, non abbiamo avuto mai un problema nel senso con la giustizia, eccetera. Cerchiamo di continuare così per il bene della nostra città. Si evidenzia che il progetto della cabinovia di Trieste allo stato attuale non presenta i requisiti economici minimi per essere realizzato, quindi deve essere riesaminato tutto. Nella cabinovia lei deve vedere la pagliuzza e la trave. Io vedo molte travi, è per questo che siete spesso ciechi e ragazzi, sono 5 volte che questo signore qua vi batte, come il Paris Saint-Germain contro l'Inter, dopo mi scusa il Cristiano. Va bene, dai, la dovevo dire. Grazie. Allora, dovremmo collegarci, se non sbaglio, con la polizia locale per le ultime su traffico e viabilità, per quelle che sono le indicazioni di giornata, eventuali segnalazioni, incidenti e altri problemi cantieri. Appena ci sono dalla regia mi faranno sicuramente segno. Intanto di Piazza tira dritto sulla cabinovia, come detta, nell'interesse della città. La maggioranza fa quadrato attorno al sindaco, ma tra i partiti emergono toni e sensibilità diversi. Nel sondaggio sulla cabinovia di Trieste
È stato realizzato dal gruppo NEM, che vede come per nulla positivo l'impianto per il 65%. Ci sono poi le reazioni. Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia dice: non viviamo nella democrazia dei sondaggi. Alberto Polacco di Forza Italia dice: Serge, serve ragionare. Tra gli interventi che votano, tra gli intervistati che votano Forza Italia, è il risultato che non più del 53% ha dato giudizio positivo. Quasi un elettore forzista su 2 non si sarebbe convinto del progetto. Il capogruppo degli Azzurri, un dato sul quale ragionare, perché è importante ascoltare l'espressione dei cittadini. Certo, potrà aprire momenti di riflessione nel merito del progetto, del suo iter, dice ancora Polacco. Francesco Russo del PD dice: destra in crisi, non è solo la fine dell'Eurovia ma della prova definitiva della crisi del centrodestra triestino. La terza invece adesso Trieste, opera calata dall'alto, mai voluta dalla gente. Ascoltate le nostre voci. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per le ultime su traffico, viabilità. Fabrizio Morello, agente scelto, buongiorno. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Allora, quali le ultime? Allora, questa nottata è passata molto serenamente, senza interventi degni di nota. Una notizia di proprio questa mattina, di pochi minuti fa, a causa Bora, ci sono diversi alberi pericolanti, alcuni anche caduti, in Viale Ippodromo, intersezione Sette Fontane, e quindi in questo momento c'è la chiusura della Viale Ippodromo da via del Pollaiolo fino a piazzale Alcide De Gasperi, sul posto vigili del fuoco, le nostre pattuglie. Per quanto riguarda dei lavori, quindi con l'istituzione di divieti di sosta temporanei per permettere la potatura degli alberi, ci saranno questi divieti in Viale Miramare tra Saturnia, fronte Saturnia, che sono validi da oggi, quindi fate attenzione, e in via Pauliana tra via Commerciale e via Manna, però a decorrere dal giorno 11. Inoltre vi comunico che ci sarà la chiusura della Galleria San Vito nelle notti tra il 10 e il 13, dalle ore 22 alle ore 05, per lavori di manutenzione. Sarà vietato il transito agli autoveicoli e veicoli in generale e ai pedoni. Per quanto riguarda invece i veicoli di soccorso potranno passare. Vi ricordo che il giorno 12 c'è la ricorrenza della giornata della liberazione di Trieste dall'occupazione della Jugoslavia, e ci sarà una cerimonia con l'alzabandiera alle ore 10 e poi la mania bandiera solenne alle ore 18, con la chiusura temporanea del tratto antestante le Piazze Unità, solito tratto da Piazza Tommaseo fino a Mercato Vecchio per tempo breve, per permettere la manifestazione. Inoltre sono istituiti dei divieti temporanei in via del Mercato Vecchio e in via dell'Orologio, sempre per questa manifestazione, che però saranno validi anche nella giornata di domani, giorno 10, da circa alle ore 8, per permettere le prove della cerimonia, e poi riprenderanno il giorno 12. Questo è tutto per oggi. Grazie allora per le parole Fabrizio Morello. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco con la seconda parte di rassegna stampa, tra pochissimo. Bentrovati ancora a Sveglia a Trieste, proseguiamo con la rassegna stampa. Park San Giusto 2 ok dalle categorie, ipotesi navette gratuite per il centro, i pareri sulle nuove strutture interrate proposte da Mecasoil e ICOP al Comune. Confcommercio tratta per utilizzare i posti auto al Rocco e al Palatrieste da collegare alla città. I progetti promossi dalle categorie economiche sono 2, scrive Laura Tonero sul quotidiano Il Piccolo, quello che prevede una sorta di raddoppio di Park San Giusto con una nuova struttura che verrebbe realizzata sempre interrata accanto alla scalinata che porta a Santa Maria Maggiore, e il park sotterraneo davanti alla stazione marittima. Risulta invece avere meno appeal la proposta della struttura che verrebbe ricavata ai Viale d'Annunzio all'altezza di Largo Sonnino, con un collegamento diretto con il centro attraverso gallerie entraeree
aerei un sistema di tapirulan, quello che avevamo presentato a Tele4 appunto qualche settimana fa. Paoletti ovviamente preme per riuscire a dare delle risposte alle aziende e ai commercianti che non devono essere penalizzati dall'impossibilità per un cliente di trovare un posto auto che gli consenta di raggiungere comodamente il centro e fare acquisti. Penso anche ai parcheggi a supporto del Palatrieste dello Stadio Rocco che in assenza di partite restano vuoti. È uno spreco a 2 passi dall'uscita dall'autostrada, una tariffa simbolica anche di 5 euro al giorno, potrebbero essere messi a disposizione nel resto della settimana. A noi con un servizio navetta rapido, puntuale, ben segnalato e gratuito per arrivare nelle zone del centro città. Villa accanto a Miramare, un architetto veneziano, il nuovo proprietario. La suggestiva residenza a 2 passi dal castello era in vendita da tempo. L'antica villa privata che si trova alle porte del parco di Miramare è stata venduta nelle ultime settimane. L'edificio, che risale all'800, come riferisce l'agenzia Tirabora che si era occupata della vendita, 242 metri quadrati interni, immersi in un ampio giardino e con una terrazza sul mare. Chi ha deciso di investire sull'immobile si occuperà di sistemarlo, considerando i vari interventi di manutenzione resi necessari. Era da un po' che la villa si trovava sul mercato e in tanti erano chiaramente rimasti affascinati dal immobile. A completarlo c'è un terreno boschivo di oltre 2.600 metri quadrati, il prezzo era stato fissato a 1.100.000 euro, poi ovviamente si tratta di essere a 2 passi dal mare e attaccati al castello di Miramare stesso. Poi, fiamme da un cantiere, intossicato una donna, danni ai negozi vicini. Ne abbiamo parlato anche nel telegiornale di ieri con il servizio incendio Piazza Sant'Antonio. Vediamo il servizio del nostro Umberto Bosazzi. Si era sprigionato fra Piazza Sant'Antonio e via 30 ottobre all'interno di questo cassone utilizzato per la raccolta del materiale di risulta di un cantiere per la ristrutturazione di un alloggio, l'incendio che attorno alle 12 ha seminato seppure per poco il panico fra i triestini ed i turisti che in quel momento si trovavano a passeggiare in uno dei luoghi più frequentati della città, senza contare quelli che uscivano dalla Santa Messa. Numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che hanno immediatamente inviato sul posto una squadra e l'autobotte, che dopo aver constatato l'origine dell'incendio hanno spento le fiamme in pochi minuti per proseguire quindi con la bonifica del materiale andato a fuoco. Per soccorrere una persona che presentava i sintomi di un'intossicazione per aver respirato i fumi della combustione è stato chiesto l'intervento del personale sanitario, laddove la polizia locale si è recata in zona per quanto di competenza. Danni sono stati riscontrati alle vetrine del negozio di casalinghi all'angolo con via 30 ottobre. Si indaga ovviamente sulle cause delle fiamme, potrebbe essere stato semplicemente il mozzicone di una sigaretta lanciato sconsideratamente all'interno del cassone, ma anche per escludere il dolo, oltre al lavoro dei vigili del fuoco sarà importante verificare quanto raccolto dalle telecamere di videosorveglianza. Allora, un altro fatto di cronaca invece, la rissa in Piazza dell'Unità d'Italia che sarebbe stata innescata da una rapina. Le violenze di venerdì sera tra le 10 persone sono scaturite dal furto di un iPhone. Qualcuno era armato di tirapugni. Poi l'altro episodio dell'altra rissa in centro, di cui vi abbiamo parlato nel nostro telegiornale domenicale con Umberto Bosazzi ancora. L'ennesima rissa fra stranieri è scoppiata ieri sera all'esterno di un bar fra via Filzi e piazza Sant'Antonio. Il pretesto? La partita di calcio fra Albania e Serbia, finita 0-0, valida per le qualificazioni ai mondiali 2026. Si è ripetuto il copione ormai consolidato, spintoni, pugni, sedie che volano, come accaduto del resto 24 ore prima fra piazza Unità e piazza della Borsa. Per fortuna, almeno ieri non ci sono stati feriti fra le opposte tifoserie, forse anche obnubilate dall'aver tracannato dell'alcol. Alcuni passanti avevano chiamato la polizia, già che gli scontri avevano mandato in tilt il traffico della zona, ma quando le volanti sono giunte sul posto, tutti se l'erano già data a gambe. Accertamenti ora sono in corso.
Bene, proseguiamo. Migranti sequestrati, avviate le indagini. Proseguono le indagini della polizia sul presunto sequestro di persona che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi all'interno di uno dei magazzini abbandonati del Porto Vecchio, come già in passato. Stando a una segnalazione, alcuni migranti pakistani e nepalesi sarebbero stati tenuti chiusi a chiave. È stato un giovane straniero a contattare il 112 per dare l'allarme e attraverso un interprete poi insomma, sono scattate le indagini, sono stati liberati, ma i due presunti sequestratori sono stati identificati. C'è da capire però se ci sono margini per provare l'accaduto, che rimanda ad altre vicende già documentate anche dal nostro telegiornale. Spaccata sull'auto del sindaco, i labbri rubano l'incasso della sagra, furto ripreso dalla telecamera, cacciano a Polo, Coretti dice mi spiavano, il servizio di Umberto Bosazzi. Decisamente è stato un sabato sera amaro per il sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina e in definitiva per tutti quelli che lavorano alla sagra di Mattonaia. Dall'autovettura di Alessandro Coretti, già presidente ed ora socio del circolo culturale Fran Venturini che organizza la Kermesse, è stato sottratto l'incasso della serata di ieri, stimato attorno ai 10.000 euro. Mi è stato chiesto di portare una parte dell'incasso in dei contenitori in legno con i registratori di cassa nella mia vettura che era posteggiata vicino proprio all'entrata. L'ho fatto. Successivamente, dopo 15 minuti o 20 minuti, alcuni ragazzi sono entrati in circo, cioè nella sede qui, e hanno detto è successo qualcosa, qualcuno ha aperto un cofano, il bagagliaio di una macchina, siamo usciti fuori ed era la mia macchina senza logicamente dentro i due contenitori in legno e l'incasso, una parte dell'incasso. I malviventi avrebbero agito alla svelta, incuranti del fatto che l'autovettura di Coretti era parcheggiata di fronte ad una casa, ma anche del fatto che vi fossero dei ragazzini che giocavano nei pressi. Secondo le testimonianze, gli autori del furto si sarebbero dileguati a bordo di una Polo dal colore scuro, ma tutto al vaglio dei carabinieri di Dolina, intervenuti stanotte sul posto e nella cui caserma Coretti si è recato stamani per formalizzare la denuncia contro ignoti. Ho chiamato subito i carabinieri di San Dorligo, ho chiamato i proprietari dell'azienda, diciamo, dove avevo posteggiato la macchina, il parcheggio della macchina, e loro abbiamo visionato le telecamere e diciamo che ci sono buone possibilità di arrivare al colpevole. Resta un ulteriore dispiacere. Con i fondi raccolti durante la sagra, il circolo finanzia le proprie attività culturali. La fonte principale di finanziamento è l'organizzazione della sagra paesana, quindi è un duro colpo per il circolo, un duro colpo per tutti i soci, gli associati che lavoreranno qua da 4 giorni, ma sono qua già da 2 settimane per preparare tutto quanto. Ma ce la faremo, andremo avanti lo stesso. E difatti stamani i volontari stavano preparando la giornata di festa come al solito. Allora, proseguiamo ancora con la rassegna stampa. In barca o a cavallo, le proposte del GAL per un turismo lento, territorio da mare, tour per esplorare il Carso e il Golfo, incontrando le comunità locali, passeggiate nei vigneti, incontri con i pastori, degustazioni di prodotti. L'altipiano non ha bisogno di masse, ma di esperienze autentiche basate sul rispetto dei luoghi, escursione tra i boschi, pascoli e uliveti, tra le tipicità da assaggiare, miele, prosecco e formaggi. E torniamo invece anche un altro evento che anticipa un evento, vedete la pubblicità del Cirque du Soleil, dello spettacolo Allegria che prenderà piede sul sedime dell'ex Silos. Ecco, ci sono 2 servizi realizzati dal nostro Umberto Bosazzi, montato il tendone e poi gli effetti sul territorio che questo innescherà. Vediamoli entrambi per capire insomma cosa genererà sul territorio a livello di indotto uno spettacolo del genere. 19 metri di altezza, un diametro di 51 metri, 4 pali d'acciaio portanti alti ciascuno 25 metri, 550 picchetti necessari per fissarlo sulla superficie di 4.500 metri quadrati di asfalto. Sono questi alcuni numeri del Grand Chapiteau, la struttura al cui interno si terrà Allegria in New Light, lo spettacolo del Cirque du Soleil, issato a mano in poco più di una decina di minuti nel primo pomeriggio odierno. È come tornare indietro nel tempo.
Un centinaio di persone ha collaborato a issare il tendone, alcuni sono nostri tecnici, poi ci sono anche le maestranze locali che hanno spinto e tirato per dare forma alla struttura. A pensarci bene è un po' quello che succede con i nostri spettacoli, che sono fatti dalle persone. Certamente c'è un apporto fornito dalla tecnologia, ma si vede il sudore, si vedono gli sforzi. È uno spettacolo fatto davvero da uomini e donne. L'allestimento ha richiesto 8 giorni di lavoro, le attrezzature necessarie pesano 2000 tonnellate e sono state trasportate da 77 camion. Trieste è la terza città italiana, dopo Roma e Milano, toccata dalla tournée. C'è una caratteristica che però rende unica la location del Silos, essere cioè in pieno centro città. In genere abbiamo bisogno di molto spazio, per cui è difficile che ci posizioniamo in centro. Qui invece siamo in pieno centro, vicino alla stazione, molti verranno a vederci a piedi, saremo ancora più parte della comunità e per noi sarà un'esperienza grandiosa. Allegria in a New Light, come accaduto per il Fantasma dell'Opera, per la nostra città sarà qualcosa in più. Già si calcola che la presenza della troupe e del cast lascerà sul territorio una cifra che oscilla fra i 6 e i 700.000 euro. I biglietti sono stati venduti in più di 80 paesi, 86 paesi e in tutte le regioni d'Italia. Significa che già in questo modo abbiamo dato una visibilità incredibile alla città di Trieste, una visibilità che Trieste si merita. Io non avrei mai immaginato che saremmo riusciti un giorno a portare uno spettacolo di circo a Trieste, perché sembrava già incredibile che arrivasse a Roma o Milano, per cui sono quelle cose che dici ok, va bene, prendiamo il treno e la macchina e andiamo a Milano. Questa volta invece possiamo prendere un autobus, possiamo venirci a piedi noi di Trieste, ma per chi non è di Trieste può venire a Trieste e scoprire una gran bella città nel periodo forse più bello dell'anno, l'estate, si può magari fare un bel weekend e legare una visita a Cirque du Soleil a una visita al mare, alle bellezze che abbiamo qui intorno. Credo che debba essere un bel orgoglio per tutta la città avere un evento di questo genere, perché è un evento vero. Tante volte si parla, sì, è un grande evento, questo è un evento vero, basta vedere le immagini che sono state girate oggi, insomma le persone che sono impegnate nel montaggio e poi nella gestione di questo spettacolo. Il direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Stefano Curti, riflette ulteriormente sul significato della presenza a Trieste del Cirque du Soleil, inquadrando la tappa triestina della tournée di Allegria in a New Light in un contesto più ampio, che va al di là del pure indubbio aspetto artistico dell'intera operazione, da questo punto di vista rivelatasi già vincente. Sappiamo che arriveranno persone da tutto il mondo a vedere Cirque a Trieste e magari scopriranno questa città e poi ci torneranno. Il punto ancora una volta dunque è anche questo, uno spettacolo importante ed in questo caso imponente che diventa veicolo per la promozione della città. Ma le prime conversazioni sull'ipotesi di portare Cirque a Trieste credo risalgano a 2 o 3 anni fa, sembravano ancora così quelle cose che ogni tanto si dice. Una volta concretizzatasi la possibilità di avere a Trieste il Cirque du Soleil si poneva un problema non da poco, considerata anche la struttura morfologica della città. Trovare cioè un'area non periferica adatta ad ospitare la struttura all'interno della quale lo spettacolo si terrà, come noto, dal 13 giugno al 13 luglio. Valutati anche altri luoghi, si è dunque arrivati all'area del Silos, che aveva tutte le caratteristiche per essere un'area straordinariamente bella, sia per l'impatto proprio visivo che c'è, perché insomma qui intorno abbiamo edifici belli, alcuni che hanno bisogno di un recupero, ma soprattutto siamo in pieno centro. Cirque du Soleil spesso anche nelle grandi città si trova a dover andare in periferia e quindi magari bisogna andarci per forza in macchina. Qui il fatto di poterci andare a piedi per le persone più fortunate che magari abitano nel centro della città o venirci con un autobus urbano o con qualche fermata così è veramente un qualcosa di unico. Allora vi facciamo vedere alcune immagini che non vorrei sbagliarmi, ma sono riguardanti la zona vicina a Via dell'Ippodromo, potrebbe essere la via accanto alla fiera, nella zona di Via del Pollaiuolo. Vediamo le prime immagini.
con alberi abbattuti dal vento di Bora e le raffiche spirano forti da questa mattina, l'intervento con l'autoscala dei Vigili del Fuoco che ha reso necessaria la chiusura di questo tratto di strada, come vedete, ovviamente per l'utilizzo dell'autoscala, per liberare i rami che sono caduti in parte anche su alcuni veicoli. Pare al momento, non mi sembra ci siano particolari danni, ma comunque insomma per mettere a posto la situazione è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per evitare che ulteriori crolli potessero creare appunto danni alle vetture in sosta. Interventi in mattinata che non si segnalano da altre parti della città, poi vi aggiorneremo se il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ci darà ulteriori notizie. Torniamo un attimo in studio, così vi do contezza anche per chi ci sta seguendo da casa della via esatta in cui si è verificato il problema. Sicuramente una zona vicina a via del Polaiuolo e la zona del ex Fiera. Sì, come detto, quel tratto che abbiamo visto nelle immagini è il tratto di via delle Sette Fontane, diciamo a questa altezza, no? Subito dopo via del Polaiuolo, vicino al noto supermercato. Quindi via delle Sette Fontane in questo momento chiusa in quel tratto proprio per la caduta di alberi. Vi facciamo vedere ancora una volta il video. Alberature di via delle Sette Fontane che sostanzialmente sono quelle che si ergono sulla via dal lato dell'ex Fiera di Trieste, oggetto di un progetto di ristrutturazione, strada chiusa per l'intervento appunto dell'autoscala dei pompieri del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Questo è l'intervento, grazie Alessandro Carelli per le immagini realizzate prontamente sul posto, grazie a Massimo Giraldi invece per garantire la regia nel frattempo. Rientriamo in studio per vedere invece cosa c'è ancora da raccontare a livello di rassegna stampa. Ecco qua proprio il pezzo sul Cirque du Soleil, nuova luce su Allegria, la direttrice artistica Rachel Lancaster racconta lo spettacolo giunto a Trieste, racchiude l'essenza originale in un'esperienza moderna che ci rappresenta. Più di 40.000 biglietti già venduti e il leggendario tendone del Grand Chapiteau che sta sorgendo, anzi è sorto nell'area del Silo, San Passo del Portovecchio. Insomma, vedremo quello che verrà proposto e vi documenteremo assieme al nostro esperto Umberto Bosazzi. Storia del circo a Trieste, tra elefanti scatenati e gli indiani di Buffalo Bill. Popolavano la città di imbonitori forzuti, donne cannone. Nel 1914 il Charles, piantò un tendone da 7.000 posti, e qui una foto storica bellissima che ci mostra anche gli indiani, o meglio dire nativi americani, che furono portati a Trieste in occasione di uno dei circhi. Ai fianco di baritoni, soprani, attori e musicisti, il centenario civico museo Carlo Schmidl nasconde tra i suoi cassetti un gran numero di figure circensi, comici, trapezzisti, illusionisti e persino ammaestratori di animali. Insomma, ne arrivarono di ogni a Trieste. Andiamo a vedere poi anche quello che ci propongono le pagine sportive per quanto riguarda Pallacanestro Trieste, Triestina e non solo. L'orgoglio di Ruzier, il play di Trieste guarda con soddisfazione l'ultima annata, peccato per i troppi infortuni, ora ripartiamo più ambiziosi. Fare di più rispetto al sesto posto che abbiamo ottenuto in stagione regolare, anche alla luce di tanti infortuni con cui abbiamo dovuto fare i conti, sarebbe stato difficile. Realisticamente parlando abbiamo chiuso una stagione molto positiva. L'unico rammarico resta gara 3 dei playoff contro Brescia, dice appunto Michelino Ruzier nel pezzo scritto da Lorenzo Gatto. Girone in stand-by in attesa dei responsi della Covisoc. La Triestina potrebbe ritrovare nel gruppo Pro Patria e Caldiero, retrocesse nei play-out. Braga e Pro Vercelli andranno in Serie B. Resta a vedere insomma quello che succederà
Ultimo atto fra Virtus e Brescia, gara 1 giovedì a Bologna, la finale appunto della Serie A1. Per quanto riguarda invece il mercato basket, tra i primi nodi da sciogliere sicuramente il futuro di Leonardo Candi, giocatore su cui ha messo gli occhi la Pallacanestro Trieste. Arcieri dice che è in attesa di capire che decisioni prenderà la Bertram per poi capire se potrà portarlo a Trieste. C'è lo zampino di Dellicari nella salita del Pescara in B. Sono stati 2 giorni intensi di sofferenza e passione, quelli vissuti da Daniele Dellicari, al momento conclusisi con una doppia soddisfazione, dopo aver trepidato e tirato un sospiro di sollievo per l'iscrizione della Triestina, sperando nella prosecuzione del rapporto, ha potuto gioire per la promozione in Serie B di un Pescara che inevitabilmente è un po' suo. Non va dimenticato infatti che il direttore tecnico Labardato si è rimesso da DS del Pescara a metà luglio, quando aveva fatto gran parte del mercato della società abruzzese. San Luigi, Giovannini nuovo vice di Max Pozzecco, il baluardo biancoverde ha annunciato il cambio di rotta, volevo rimettermi in gioco, Peruzzo un secondo padre. E poi Dinamo Gorizia, in costruzione una squadra da playoff, ingaggiata dal Vicenza l'ala Mattia Foll per la Serie B interregionale. Il club sta vagliando anche giovani dei vivai di Udine e Cividale del Friuli. Falcon Star ufficializza le prime riconferme, Scherbez, D'Andrea e Bacchin rimangono a Monfalcone, in corso le trattative per mantenere anche altri giocatori. Sorride l'Interclub Muggia, battuto in gara 2 di Strana, e salvezza conquistata in Serie B. CNU, il CUS esce sconfitto alle finali nazionali di Ancona, nulla da fare per le gialloblu, battute dalle universitarie di Milano e Genova. E poi Under 19, 9 passe regionali per i campionati del mondo, Under 19, insomma tanti qualificati per le finali di categoria. Andiamo anche a quelle che sono le pagine nazionali. Gli azzurri della nazionale di, non possiamo più dire di Spalletti perché è stato esonerato, il CD dall'annuncio, ma sarà in panchina contro la Moldavia. Avrei voluto continuare, Ceranieri come favorito per sostituirlo. C'è da capire appunto come finirà la partita per la Moldova e poi di fare di tutto per non perdere un altro mondiale. Grazie lo stesso, Sinner si arrende ad Alcaraz, il quinto set in una gara epica, l'azzurro avanti 2-0 fallisce 3 match point di fila nel quarto e poi al super tie break finale ha perso contro lo spagnolo Alcaraz. L'Italia si consola con il doppio Errani-Paolini che vince lo slam. Rientriamo un attimo in studio e vediamo ancora un ulteriore servizio, ovvero l'accordo firmato per i dipendenti di U-Blocks che ha realizzato la nostra Laura Buccarella, quindi una notizia importante che si attendeva appunto sul fronte di una delle varie crisi industriali che caratterizzano purtroppo il tessuto produttivo triestino. Con la firma dell'accordo ieri nel tardo pomeriggio si è chiusa positivamente la crisi della U-Blocks Italia di Sgonico, acquisita ufficialmente dal gruppo irlandese Trasna. L'atto del passaggio chiude una vertenza durata 6 mesi e salva i 160 posti di lavoro. Ad annunciarlo l'USB. Con il nuovo nome di Trasna Cellular SPA, l'azienda di Sgonico continuerà a svolgere la sua attività di progettazione di prodotti per le telecomunicazioni e per l'internet delle cose, integrandola però con la gestione della produzione e soprattutto della vendita dei propri prodotti. Una filiera completa, insomma, che per i lavoratori rappresenta una nuova sfida. Comincia una nuova attività perché da adesso in poi ci confronteremo direttamente sul mercato, anche con la vendita dei nostri prodotti, cosa che prima avveniva attraverso la casa madre. Ci inseriamo in un contesto di mercato difficile perché da un lato ci sono i nostri concorrenti cinesi che sono supportati dal governo cinese e dall'altro lato uno dei nostri mercati di riferimento, che è quello americano, statunitense in particolare, è chiuso da tutto quello che sappiamo, dai dazi e queste cose qui. Quindi è una nuova sfida.
Secondo OSB si apre una prospettiva di possibile crescita occupazionale nel medio periodo, che potrà essere accelerata anche dal supporto delle istituzioni, in particolare quello della Regione che, dicono i sindacati, si è già dichiarata disponibile in tal senso. Certo, riguarderà proprio tutti, anzi speriamo di riuscire a recuperare qualcuno che nel frattempo è andato via. Come hanno reagito? Guarda, ti dirò soltanto questo: ieri, l'altro ieri anzi, sera, sapevamo che era vicino la conclusione delle cose, è stata organizzata una festa nella sede con grigliata e allegria e concerto, quindi tutti molto bene, direi. Bene, ci arrivano altre immagini dell'intervento dei Vigili del Fuoco in via Sette Fontane accanto al ex Fiera. Ecco qua l'autosquadra dei pompieri all'opera. Direi che sostanzialmente sono riusciti già a evitare il peggio per quanto riguarda la caduta di rami sui veicoli in sosta, opportunamente tagliate le alberature e liberato lo spazio con presumibilmente, da quello che posso capire rispetto all'immagine precedente, anche alcuni veicoli che erano in sosta, titolari, persone che andavano questa mattina a lavorare, che hanno liberato gli stalli, evitando quindi anche conseguenze e naturalmente permettendo così poi lo sgombero da parte dei vigili del fuoco. Grazie Alessandro Carelli per le immagini. Dobbiamo vedere ancora un paio di servizi, in particolare quello legato all'assessore Riccardi, legato alla protezione civile regionale. 500 operatori e operatrici tra squadre di protezione civile, forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari e tecnici hanno simulato scenari di rischio realistici legati ad emergenze ambientali, eventi sismici, incidenti con sostanze pericolose, situazioni connesse al cambiamento climatico. L'obiettivo? Rafforzare la capacità di risposta e coordinamento tra i sistemi di protezione civile italiani e sloveni, in un'ottica di collaborazione europea con il coinvolgimento anche di unità provenienti da Austria, Croazia e Germania. Si è chiusa Go In for Safety, la grande esercitazione transfrontaliera di protezione civile che ha trasformato Gorizia, Nova Gorizia e St. Peter Bertoiba in un unico spazio di azione per la sicurezza e la cooperazione tra istituzioni, operatori di protezione civile e cittadinanza. Oggi si è svolta la cerimonia di chiusura dell'iniziativa, presente l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi. Quello che va sottolineato è che questo lavoro si inserisce in un piano complessivo che la Regione sta sostenendo da tempo. Solo quest'anno 2 milioni di euro di investimento per la formazione dei propri volontari e oltre a questo si inserisce direi a pennello in quella che è l'occasione della Capitale Europea della Cultura. Gli scenari oggetto delle esercitazioni hanno coperto una vasta gamma di situazioni critiche e hanno offerto l'opportunità di testare e coordinare le risposte delle differenti componenti del sistema di protezione civile. Incendi boschivi, ricerche di persone scomparse sia in superficie sia sotto le macerie, con l'intervento di squadre specializzate di unità cinofile. Vigili del fuoco italiani e sloveni sono stati coinvolti nella definizione degli scenari di salvataggio più complessi e nella predisposizione delle condizioni operative necessarie per garantire un efficace coordinamento degli interventi. Non ci sono confini, non ci sono lingue diverse, non ci sono colori di magliette diverse, non ci sono appartenenze diverse, c'è uno sforzo che deve funzionare con la stessa lingua, con la stessa capacità di dare una risposta e rassicurare e mettere in sicurezza le persone. Bene, allora noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie e servizi, un po' in ritardo del primo ospite Diego Moretti che avremo nella prima parte comunque a breve con noi qui in studio. Tra poco. Bentrovati ancora in diretta su Tele4, tra poco Diego Moretti del Partito Democratico, ospite con noi in studio. Dobbiamo chiudere però la visione di alcuni servizi interessanti relativi al weekend. Innanzitutto andiamo a vedere quello relativo alle parole a Sveglia Trieste dell'assessore Rossi, che ha parlato dell'idea del tracciato della cabinovia fino a Montegrisa, parlando di uno studio di fattibilità non da fare, ma già presente.
A Montegrisa 2 anni e mezzo fa ho detto, no? Poi c'era anche padre Luigi, che tuttora è il rettore di Montegrisa, che era d'accordo, no? Si deve realizzare una vera e propria cittadella, la cittadella di accoglienza religiosa, perché è un tempio mariano, con un coso, una cittadella in cui ci devono essere degli alberghi, accoglienza del pellegrino, dei ristoranti evidentemente adeguati, non da 100 euro a panino, va bene, e soprattutto c'è uno spazio per 2.000-2.500 posti in macchina. Realizzi una cittadella, un punto intermodale, raccogli i ciclisti. A differenza di Campo Romano, dove il posto non c'è. Il posto è limitato, non è inutile che lo facciamo, anche un cieco lo vede, no? Quindi cosa ho chiesto? Ho chiesto che si facesse uno studio di fattibilità. Perché cosa? Perché non si può tornare adesso indietro, ormai la cabinovia, la variante verrà approvata, la cabinovia verrà approvata, andrà avanti, va bene, se ci saranno i soldi, come io credo del Ministero, non più del PNRR, e alla fin fine arriva da Opicina. Da Opicina bisogna fare la tratta che arrivi a Montegrisa. Finalmente, 15 giorni fa, l'ingegnere Bernetti mi ha accontentato e ho sul mio tavolo lo studio di fattibilità per collegamento Opicina-Montegrisa, che è un tratto, tu dove sei adesso che arrivi dal lato destro, no? Andando verso Monfalcone, vai sul lato sinistro, fai 20 metri, attraversi la strada, lo si potrà attraversare con un tunnel, con un marciapiede indifferente, va bene? E da lì tiri dietro e arrivi a Opicina per il bosco. Non c'è una casa, non c'è da fare niente, se non arrivare. Allora questo deve essere il destino finale della cabinovia. Se agganci la prima fase, che è quella di arrivare a Opicina, ma la seconda è quella di Montegrisa, allora risolvi il 90% dei problemi, perché il vero problema è che intercetta queste decine, centinaia e migliaia di turisti e di flussi, va bene, che da nord ad est navigano su e giù. Quindi io credo che alla fin fine bisogna dare completezza all'operazione di accoglienza e di flusso turistico e anche di quello che è il piano del trasporto locale, attraverso che cosa? Una risposta che sia arriviamo pure ad Opicina, perché è un punto importante, andiamo a Montegrisa per accogliere e risolvere il problema della penetrazione a nord, facciamo dei parcheggi in Portovecchio, perché li faranno 2-3 migliaia di parcheggi, poi c'è il parcheggio anche dei silos, liberiamo finalmente le rive. Queste le parole dell'assessore Rossi sulla cabinovia, che chiaramente fanno discutere. Poi invece la questione dei prossimi spettacoli al Verdi, anzi della chiusura della stagione lirica. Sentiamo la scelta. È un classico che però non è mai stato eseguito nel nostro teatro, quindi è una prima assoluta, quindi in un certo senso è una scommessa che contiamo di vincere. Il sovrintendente del Verdi Giuliano Polo sintetizza così la scelta da parte della Fondazione di chiudere la stagione affidandosi al Candide di Leonard Bernstein. Definito dal maestro concertatore Kevin Rhodes un'operetta o uno Sangspiel piuttosto che un musical, lo spettacolo in realtà compendia questi due generi, appunto con il musical, ma anche con incursioni jazz e latinoamericane. Il punto di partenza è il testo di Voltaire datato 1759, nel quale un giovane un tantino sprovveduto viene sottoposto a tutta una serie di assolute catastrofi per dimostrare quanto fosse impossibile da sottoscrivere l'assunto laibiziano secondo cui il nostro sarebbe il miglior mondo possibile. Bernstein, sempre secondo Rhodes, definì Candide una lettera d'amore musicale per l'Europa, anche se in origine lo spettacolo era stato concepito per i palcoscenici di Broadway, e anche se il tono è apparentemente più leggero, si è autorizzati ad un collegamento con la carriera di un libertino di Stravinsky, se non altro per l'esplicita critica alla società moderna. Un'opera bellissima di un autore eclettico che quindi è molto interessante. Oltretutto nella stagione di quest'anno abbiamo percorso tutto il repertorio più tradizionale, quindi un'opera che è un po' fuori dagli schemi ci sta. Candide giunge a Trieste nella sua ultima forma operistica, con un cast di brillanti voci capitanate dal giovane tenore Enrico Casari in alternanza con il leccese Marco Miglietta per il ruolo eponimo, i soprani Tatiana Zuravel e Francesca Benitez, il baritono Bruno Taddia per il dottor Pangloss, in alternativa all'affermato lettone Valdis Jansson. La regia è affidata a Renato Zanella, storico coreografo dell'Opera di Vienna e quindi di Lubiana, al debutto in questo ruolo. Allora, proseguiamo ancora in attesa del prossimo ospite, Diego Moretti, con l'ulteriore punto della situazione in casa triestina. Perché? Perché ovviamente attendiamo il parere della Covisoc, perché dopo insomma questo
lungo percorso che con proteste, con situazioni complicate eccetera eccetera ha portato alla fine al pagamento degli arretrati e all'iscrizione alla Serie C. Ora bisogna capire, una volta che la Coviso dirà ok, è tutto a posto i pagamenti, tutto a posto l'iscrizione, e quindi potrà proseguire il cammino della Triestina. Ci sono due temi. Il primo: resterà questa proprietà? Il nuovo investitore si farà vedere, dunque darà l'idea assieme a Ben Rosenweig e all'amministratore delegato Stella, a cui bisogna rendere merito per aver comunque essere riuscito a, diciamo così, a salvare una situazione che era molto difficile. Chiariranno i programmi oppure si andrà verso una vendita della società? Pare si resti con la proprietà attuale. E poi programmazione, Delicari e Tesser sono chiaramente le priorità. Non sarà facile farli rimanere a Trieste in questa situazione con 9 punti di penalizzazione, ma bisogna provarci. Il servizio. Conclusa la giornata thrilling in casa triestina, saldate le pendenze, perfezionata l'iscrizione, anche se per andare con i piedi di piombo bisogna attendere il controllo della Covisoc. Ora è tempo di programmare con serietà il futuro. Se effettivamente l'intenzione dei nuovi investitori americani entrati nel fondo LBK non è di vendere la società ma di proseguire, allora bisogna avere l'intelligenza e la lungimiranza strategica di fare subito le mosse chiave. In primis la conferma di Daniele Dellicarri come direttore sportivo e tentare subito di convincere Attilio Tesser, che ha salvato la squadra sul campo, a restare come allenatore e punto di riferimento tecnico. Ma se ti chiedono se tu rimarresti, sì, certo, volentieri, più che volentieri, punto. Questa è la risposta. Ovviamente serve un progetto di medio periodo, perché sulla prossima stagione pesano già i 9 punti di penalizzazione che non consentono grandi voli pindarici sugli obiettivi. C'è anche da programmare, perché ovviamente ci sono ancora tutta una serie di debiti da sanare, c'è da chiudere formalmente la stagione con ancora delle mensilità e oltre a tamponare le varie situazioni di debito che ha questa società, possono essere campi, possono essere fornitori, ci sarà anche da stabilire un budget per la prossima stagione. Che parte da -9. Che parte da -9, quindi altro Everest da scalare. Io credo che da questo punto di vista, ovvio che sarebbe veramente una vittoria bellissima avere ancora il direttore Dellicarri e Attilio Tesser come allenatori, perché possiamo discutere di denari quanto vogliamo, ma poi i valori alla fine sono fatti di persone più che di denari, e quindi mettendo le persone giuste al posto giusto, indipendentemente dal budget 1, 2, 5, 10 milioni di euro, è logico che le persone fanno la differenza. Servono delle competenze specifiche, serve con tutto il rispetto un direttore generale che abbia conoscenza del calcio e del calcio di Serie C, perché nelle ultime settimane è scomparso quello che attualmente è il direttore generale Menta, e invece era il momento comunque di metterci un po' di più la faccia, come ha fatto ad esempio l'amministratore delegato, certo. E poi quindi programmare con maggior trasparenza nei confronti della piazza. Va bene, ci ha raggiunto in studio Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno e ben trovati innanzitutto. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, io direi di partire da questo, nel senso che sono state, diciamo, settimane, se non un ultimo mese, molto effervescente dal punto di vista politico. Crisi di maggioranza, situazione in Consiglio regionale, crisi di maggioranza anche in Comune di Trieste, sì, quasi sfiorata. Insomma, c'è una situazione parecchio effervescente. Dopodiché, se non sbaglio, il giorno 25 approderà in aula la mozione programmatica del centrodestra, che dovrebbe poi andare al voto con fiducia del Presidente il 1° luglio, sì, che dovrebbe dare questo programma di fine mandato. Certo è che, insomma, è stata una stagione politica particolarmente concitata, diciamo. Ma guardi, lei ha sintetizzato bene quelle che sono le questioni, per cui io non aggiungo nulla, aggiungo solo che sono ormai settimane, se non mesi, che sulla questione del terzo mandato, io parlo della Regione perché poi lei ha citato anche in Comune che ci sono agitazioni sotto altri punti di vista, in Regione con un po' l'ossessione sul terzo mandato, di fatto si sta bloccando il dibattito politico, il confronto politico su una questione che peraltro non sta solo alla decisione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ma è una questione, come abbiamo visto, nazionale, per cui
la Lega la pensa in una maniera, Forza Italia è esattamente l'opposto, Fratelli d'Italia la pensa l'opposto della Lega, però adesso dice ma ne parleremo con i presidenti. Io credo che, guardi, di fronte a queste questioni noi che siamo l'opposizione non possiamo che dire alla maggioranza pensate ai problemi, noi come sempre diremo la nostra, però questa commedia deve finire. Il terzo mandato lo si accantoni perché non credo sia una priorità e la stessa Corte Costituzionale ha specificato che il tema è legato al fatto che la Corte Costituzionale è stata chiara, per cui ci vuole un termine di definizione di un periodo chiaro, definito, certo, per quanto riguarda l'elezione diretta del Presidente, e da questo punto di vista io credo debba finire questa veramente commedia per cui uno recita una parte, uno recita l'altra, e da un punto di vista politico chi a pagarne le conseguenze sono i cittadini, per cui insomma io credo che il 25 e il 1 luglio ci sarà questo dibattito, vedremo cosa apporterà, vedremo anche il documento che la maggioranza presenterà, per cui su questo insomma io credo debba finire veramente una commedia che ha dell'assurdo. Allora, solo un attimo che sistemiamo il microfono. Un momento, dovremmo riuscire. Sì, siamo a posto. Allora, mi viene da chiedere però, visto che poi arriva, anzi sentiamo la telefonata, perché poi volevo entrare anche sui temi, no, che potrebbero esserci in questa mozione e su quello che potrebbe chiedere il Partito Democratico. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Ecco, sì, buongiorno. Prego. Intanto un breve appunto. Diciamo, se il vostro ospite avesse vinto le elezioni amministrative come sindaco, che purtroppo non è riuscito, fosse, diciamo così, passato, avesse vinto e avesse fatto 2 mandati bene, bravo, con un ottimo successo, non si aspetterebbe che, diciamo, la popolazione venisse a votarlo e applaudendo il suo mandato, diciamo i suoi 2 mandati come bravo sindaco, cioè indipendentemente dal fatto che c'è la legge che magari dice non facciamo solo 2 mandati, il terzo mandato dovrebbe essere l'approvazione del votante, cioè se io vedo che lui fa un buon lavoro, perché non devo votarlo ancora una volta se è bravo? Primo punto. Secondo punto, ricordiamoci che il terrore che sta succedendo a Gaza è creato solamente da quei pusillanimi di Hamas. Che cosa fanno? Hanno preso in ostaggio 250 ostaggi e usano quelli come materia di scambio. Se domani mattina Hamas lascia libera gli ostaggi, la guerra finisce, immediatamente finisce, solo che questi non lo fanno e sanno che fino a che hanno gli ostaggi possono fare quello che vogliono, infatti fanno quello che vogliono, fanno sì che ci siano le manifestazioni a Roma, eccetera, eccetera. Ultimo punto, non è il caso di continuare a portare avanti dei referendum che sono un buco nell'acqua. Ecco, va bene, grazie, siamo in silenzio elettorale, grazie. Le prossime volte chiudiamo direttamente la telefonata, perché insomma, almeno noi tentiamo di rispettare la par condicio del silenzio elettorale e con questo non dico altro. Moretti, oltre a quello che... rispondiamo alle ospiti intanto, poi ho altre domande sulla mozione. Sul tema che citava insomma, il telespettatore, che ringrazio per la domanda, quello legato ai 2 mandati. I 2 mandati sono dati, ma lo dice la Corte Costituzionale, non lo dico io, dal fatto che l'elezione diretta del sindaco, del presidente, del sindaco di una grande città, perché nei comuni piccoli insomma, c'è la possibilità di fare anche un terzo mandato, comuni medi, comuni piccoli, dal fatto che un presidente di regione o un sindaco di una grande città con l'elezione diretta ha un potere talmente enorme e talmente forte, anche squilibrato rispetto al potere del Consiglio comunale o del Consiglio regionale, per cui 2 mandati vengono ritenuti sufficienti per portare, diciamo, a termine quello che è il proprio programma, e da un punto di vista amministrativo è anche così. Allora, il tema del limite dei mandati è dato proprio da questo, cioè dal fatto che il sindaco piuttosto che il Presidente di Regione hanno un potere talmente forte nei confronti dei rispettivi consigli che è corretto
prevederne un limite, quindi non è un problema di chi oggi può avere un grande consenso ed essere confermato per la seconda o terza volta. Ricordo solo che Zaia in Veneto di mandati ne ha fatti 3, eppure esiste una legge che ne prevede 2, perché poi hanno interpretato la legge che avevano fatto in Veneto, per cui il doppio mandato partiva da una certa data in poi, oppure Formigoni, chi lo ricorda, presidente della regione Lombardia, ne ha fatti 4 di mandati. E quindi da questo punto di vista un limite va messo, perché poi si creano, come abbiamo visto, i gruppi di potere, le consorterie, per cui si va oltre a quello che è un normale governo della città o della regione. Sulla Palestina, io dico, certo che Hamas il 7 ottobre 2023 ha devastato, no? Perché ha devastato insomma, un paese, un popolo. È chiaro che dopo quasi due anni dall'inizio di quella guerra, francamente non c'è proporzionalità tra quello che in qualche modo lo Stato di Israele, che ha diritto di esistere e che credo tutti noi dobbiamo condannare, l'antisemitismo che sta riemergendo in alcuni settori anche della società italiana, non c'è proporzione tra quello che ha subito Israele e la reazione, perché 60.000 morti civili che non hanno colpa di niente, io credo che insomma, debba far pensare un po' tutti. Allora, volevo solo precisare, intanto scusarmi col telespettatore precedente, ma capisco che non sia forse chiaro a tutti, ma siamo in silenzio elettorale sui temi del referendum, perché si vota fino alle 3 e quindi insomma bisogna rispettarlo. Mi scuso col telespettatore, forse dovevo rianticiparlo prima. Capisco che magari non ci sia la consueta informazione battente come ci sono su altre tipo di elezioni o consultazioni, però siamo comunque in silenzio elettorale, quindi di questo non possiamo parlare questa mattina. Volevo chiedere invece a Diego Moretti una cosa. Su questa mozione programmatica ovviamente pesa in maniera evidente il tema della sanità, anche perché tutto si è innescato con le parole di Ciriani sull'ospedale di Pordenone, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, cosa vi aspettate a livello di contenuti proprio sulla sanità in questo documento, mentre qua dobbiamo fare qualcosa di meglio sul microfono, ora ci provo io in maniera diciamo un po' casalinga. Cosa vi aspettate sul fronte del tema diciamo sanitario, che è evidente, no? Perché se la crisi è nata da quello... Ma guardi, il casus belli sono le dichiarazioni del ministro Ciriani, che poi riguardano peraltro un aspetto locale, perché riguardano l'ospedale di Pordenone. Insomma, il ministro non si è riferito alla gestione della sanità, ma si è riferito a cose che peraltro dicevamo anche noi, ma che riguardavano l'ospedale di Pordenone, la sua inaugurazione, la sua gestione, la gestione della sanità pordenonese. Allora io non so cosa ci troveremo, io credo che se ci troveremo qualcosa dovrebbe essere, e peraltro le notizie di questi giorni lo confermano, che anche dall'assessorato regionale si comincia ad accogliere proposte che noi avevamo fatto. Insomma, la proposta che ieri l'assessore, o ieri o l'altro ieri, l'assessore Riccardi diceva del stanziare una cifra per chi viene a studiare infermieristica in Friuli Venezia Giulia, di modo da fare in maniera che chi studia qua poi si fermi e per un tot periodo non possa andare via dalla regione Friuli Venezia Giulia e quindi entrare nell'organico del sistema sanitario regionale. È una proposta che avevamo fatto noi, in qualche modo un incentivare le persone a venire a studiare infermieristica in Friuli Venezia Giulia, a fermarsi a lavorare e per un tot periodo prendere qualcosa in più rispetto a coloro che sono già residenti in regione. Allora questo è un aspetto, però vedremo cosa ci aspetteremo, se sulla legge elettorale, se su una riforma dei comuni, non lo so, sull'introduzione delle province, che mi pare è un tema che è già avanti a Roma e che probabilmente sarà definito anche qua, però ripeto, rispetto a questi temi ho visto tanta tattica, questo tema del terzo mandato francamente in maniera eccessivamente caricata
è diventata, in particolare per il Presidente, un'ossessione. Io credo che su questo smettiamola e guardiamo i prossimi 2 anni e mezzo che mancano, poco più di 2 anni e mezzo che mancano alla conclusione della legislatura, e il governo, insomma, della regione governi pensando ai problemi delle persone, delle imprese, perché credo che è quello che ci chiedono i cittadini. Certo. Telefonata, pronto? Buongiorno dottor Stabile, a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Ciao Fulvio. Buongiorno a voi. Guardi, io auguro al vicino paese le migliori fortune, ma io voglio tornare sul territorio libero di Trieste. Io chiedo al consigliere, ma voi quando anche deliberate delle spese come il trasferimento degli uffici regionali in Portofranco, Nordetto, Porto Vecchio, che è uno dei 2 punti franchi permanenti del Portofranco internazionale, verificate qualcosa, verificate le leggi, perché se anche la legge italiana lo permette, però se è in contrasto con il trattato di pace non potete fare niente, e voi parlate di sviluppo delle imprese e tutto quanto. L'ha detto Zeno D'Agostino a febbraio, quindi un paio di mesi fa. L'ha detto il mondo ha bisogno di punti franchi. Il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana, non si può estrapolare unicamente l'allegato Pavo, ci sono tutti gli allegati, ma voi controllate le leggi, voi guardate se quello che stanziate è legittimo o no, andate a verificare se quello che si sta facendo in Portofranco Nord è legittimo. Qua la gente sta morendo di fame, metà popolazione di Trieste non arriva alla fine del mese, metà popolazione, c'è gente che non si cura più perché non ha i soldi, la sanità. Ho fatto io una prenotazione luglio del 26, l'altra settimana, sono andato privatamente, luglio del 26, ma io posso ancora permettermelo. E quelli che non si possono permettere? E voi dite che pensate alla gente, alle imprese, ma si sta chiudendo, basta fare un giro per città. Ogni giorno c'è una saracinesca chiusa. Allora vorrei una risposta, se voi controllate le leggi o andate avanti perché, non so, Mario Del Barvi ha detto che va bene così. Avete l'obbligo singolarmente di andare a verificare. Il trattato di pace parla chiaramente cosa si può fare e cosa non si può fare. Se una legge è in contrasto con il trattato di pace siete illegali. Spero di una risposta. Grazie. Prego Moretti. Ma guardi, le leggi che vota il Consiglio regionale sono sempre vagliate primis nella loro formazione del servizio legislativo del Consiglio regionale e in secondo luogo una volta approvata dallo stesso governo nazionale che le impugna o meno se non rispettano alcuni principi di legge, per cui alla sua domanda, alla domanda del telespettatore, assolutamente le leggi vengono controllate. Sono d'accordo col telespettatore quando dice che la povertà è in aumento, c'è gente che non si cura perché non ha le risorse economiche, i tempi di attesa sono lunghi, purtroppo ci sono attività economiche piccole, medie e grandi che fanno difficoltà e in alcuni casi anche chiudono. Allora io su questo sono d'accordo che ci si concentri. Territorio libero, altre questioni, insomma io credo che sono definite, sono chiuse e vanno accantonate, ma non perché non siano una questione di cui anche parlare, ma perché credo che le priorità siano altre. Allora ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci troviamo tra poco sempre qui a Sveglia Trieste. Bentrovati in studio con noi Diego Moretti del Partito Democratico. Ci è arrivata la vignetta del nostro Marco Englaro che dice: se ripartire tutte le linee marittime del Golfo sulla Trieste Grado, è un vascello fantasma. Vabbè, con ogni riferimento a quanto accaduto fortunatamente senza feriti sulla linea marittima, diciamo, contestata. C'è una telefonata, la sentiamo. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Bruno al telefono. Ciao Bruno. Buongiorno. Eccolo. No, mi volevo compiacermi ben con la telefonata di prima, che ci sta veramente parole vere, no? Dopodiché Trieste sta andando a remengo, come si dice in Trieste. Mi dicono, no, questi grandi bei politici come... No, loro alla fine del mese non ha problemi, stipendio lo ha, ma cosa volessi sapere cosa che fai voi là? C'è colè, chiacchiere, discute, risolve, però per l'amor del cielo, tanto di capire, se fa però alla fine del mese vogliono avere il problema li ho gli altri, che sono mai messi, mai conci, la gente che veramente ho visto, amico Iocci, che va per i scovazzoni, c'ho da mangiare, insomma, diamoci una mossa, no? Diamoci un pochettino di vita. Trieste la stiamo facendo veramente bene, però per il lavoro niente, tagliai fuori, non stai facendo niente, destra, sinistra, eccetera, perché ti vuole, mettila come ti vuole, non so che guarda sta roba qua, guarda chi fa, cioè non stai facendo niente, e vi guardo voi invece che siete bei pieni e alla fine del mese con il vostro stipendio senza problemi. Ringrazio, scusami questo mio sfogo, grazie. Grazie, buongiorno. Moretti se vuol... Ma cosa vuoi? Sì, rispetto alla telefonata del telespettatore io posso dire solo che chi governa si condivida o meno cerca di dare sempre il meglio. Si può criticare il fatto che ad esempio sulla povertà ci possono essere misure più forti, più intensive, più importanti, si debbano stanziare più risorse economiche. Poi sai, che uno a fine mese abbia problemi o non abbia problemi, e uno pensa che governando uno non abbia problemi o perché fa una determinata posizione non abbia problemi, io questo nemmeno rispondo, perché se uno non ruba i soldi e fa un suo lavoro e lo fa con impegno e bene, non vedo perché debba essere criticato o sminuito. Il problema della povertà c'è. Io sono d'accordo col telespettatore che bisogna intervenire con provvedimenti forti, provvedimenti importanti, o laddove ci sono occasioni di sviluppo, queste vanno assolutamente tentate e perseguite. Bene, allora ancora una telefonata, sentiamola, pronto? Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Beh, volevo chiedere una cosa, sono Giovanni. Ho chiamato parecchie volte quando c'erano esponenti del PD e io ho chiesto tante volte, ci sono delle leggi che se tu non puoi fare la visita medica nei tempi prestabiliti vai in privato e verrà rimborsata la prestazione. Dopo mi pare che hanno fatto una modifica che non corre che paghi tu, paga direttamente la regione. Io chiedo questo, ho chiesto tante volte agli esponenti del Partito Democratico. Fate manifestazioni per ogni cosa, giustamente, per l'amor di Dio, non dico se sbagliate, ognuno ha il suo pensiero, ma per questa cosa perché non andate in piazza? Ci sono delle leggi, perché non andate in piazza per farle rispettare? Una sua collega mi ha detto così, andiamo ad aiutare il privato perché vai in privato, ma chi se ne frega? Cioè, intanto io faccio la visita nei tempi previsti, almeno così mi posso curare, e dopo fate voi le battaglie per migliorare le liste d'attesa, ma non fare finta di niente. Non c'è, aspetta un anno, sì, vi state lì a brontolare, ci sono le liste d'attesa, c'è un modo per eliminarle. Applicare queste leggi, che dice che tu se non sei nei tempi previsti, la regione rimborserà, o tu paghi dopo verrai rimborsato. Però questa cosa qua nessuno vuole sentirla. Andate in piazza per casa, per qualsiasi cosa, per l'amor di Dio, giustamente, ma per noi no, non c'è. È una legge, perché non la fate rispettare? Dopo che ci prende il privato non me ne frega niente, però intanto io mi curo dei tempi previsti, dopo voi che siete là a governare sistemerete le cose, questo chiedo io. Buona giornata a tutti. Grazie per la telefonata. Fattibile? Assolutamente, ma il telespettatore ha ragione. Insomma, faccio solo rilevare che noi in questo momento stiamo governando, ma al di là di questo le posso dire che un anno fa, poco meno di un anno fa, avevamo fatto tutta una campagna di informazione proprio su questa legge a Pordenone, a Udine, a Gorizia, credo anche a Trieste, nella quale informavamo i cittadini che potevano rivolgersi all'azienda sanitaria di riferimento
qualora appunto non venivano rispettati i tempi di attesa e quindi una prenotazione andava troppo in là e uno andava nel privato ed esiste la legge, tant'è vero che dopo la nostra iniziativa lo stesso assessore Riccardi ha modificato i regolamenti che erano diversi per ogni azienda sanitaria, li ha unificati e adesso la legge è fattibile e la legge è applicabile, ma soprattutto gli importi stanziati dalle aziende sanitarie per il rimborso di queste visite mediche sono cresciuti di 10 volte, credo, rispetto al passato, perché prima si utilizzava pochissimo, era poco conosciuta questa legge, oggi questa legge è più conosciuta e i cittadini la stanno cominciando ad applicare. Certo, allora io volevo far vedere al consigliere Moretti il servizio che abbiamo realizzato sul caso Monfalcone relativamente alla giornata della festa del sacrificio, un'importante ricorrenza della religione islamica. Ora, a Trieste è andato tutto liscio, 2000 persone sul campo del San Luigi. A Monfalcone c'è stata la polemica innescata dall'ex sindaco parlamentare della Lega, Cisint. Sentiamo cosa è successo. Sta suscitando ampio dibattito la decisione di concedere spazi parrocchiali alla comunità musulmana per la celebrazione della festa del sacrificio nei comuni di Monfalcone e Staranzano, in provincia di Gorizia. A innescare le polemiche non è solo l'utilizzo dei campi sportivi e delle parrocchie da parte dei fedeli islamici, ma soprattutto una fotografia che mostra una statua di Cristo coperta da un telo durante l'evento religioso. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da sensibilità contrapposte. La celebrazione ha coinvolto circa 4.000 persone, riunite per la preghiera collettiva in spazi messi a disposizione temporaneamente dalla Chiesa, vista l'indisponibilità di luoghi idonei e regolarmente utilizzati. L'iniziativa, concordata con le comunità locali e già attuata in passato in occasione della fine del Ramadan, ha visto anche la presenza istituzionale del sindaco di Staranzano Marco Fragiacomo, che ha portato un saluto ai partecipanti. Tuttavia la diffusione dell'immagine che ritrae una statua sacra coperta all'interno di uno degli spazi ha alimentato reazioni fortemente critiche. Il parroco coinvolto ha annunciato che verranno svolte verifiche per accertare i fatti e ha sottolineato che eventuali gesti non concordati non erano previsti né autorizzati. Alla questione si è aggiunto anche il dibattito politico. A Monfalcone l'europarlamentare della Lega ed ex sindaca Anna Maria Cisint ha espresso una posizione netta di contrarietà, ricordando che proprio durante il suo mandato erano stati chiusi per via giudiziaria alcuni luoghi di culto islamici non conformi alla normativa urbanistica. Inaccettabile. Siamo nell'area che questa mattina è stata occupata da 4.000 islamici per la festa del sacrificio, quella festa tribale dove si sgozzano anche i capretti. Qui sono accadute delle cose gravissime. Prima di tutto siamo in un'area che confina con la chiesa della Beata Vergine Marceliana, una chiesa importantissima per il nostro territorio. Questa mattina in 4.000 sono entrati a pregare e prima di iniziare, verso le 6, hanno anche coperto la statua di Gesù. L'hanno coperta, ovviamente ho le foto, e per fortuna, perché siamo un popolo che comunque ha una bella spina dorsale, una dignità, un cittadino monfalconese era presente e ha preteso che quella statua venisse riscoperta. Io penso che così non si possa andare avanti. Ho intenzione di scrivere e di capire fino in fondo che cosa davvero sta succedendo e dove vogliamo andare. Allora, queste le parole di Anna Maria Cisint, immediata ovviamente la replica di Moretti. Guardi, sono accadute due fatti gravi a mio modo di vedere. Uno che a casa d'altri, perché bene ha fatto il parroco a dare in area, insomma l'area così, perché possano, come ha fatto la società del San Luigi, che ha dato il proprio campo sportivo in utilizzo, no? Per un momento di preghiera collettiva, bene hanno fatto le 4 parrocchie anche a dare la parrocchia di Staranzano, a dare in utilizzo per un momento di preghiera collettiva a Staranzano, tant'è che lì ci rappresenta anche il sindaco. A chi in questa situazione insomma, vuole pregare, bene ha fatto. Non è accettabile, ma il responsabile del centro culturale ha chiesto subito scusa rispetto a questa cosa che alcuni hanno fatto a casa d'altri, perché io credo che quando tu sei ospite di qualcuno devi rispettare colui che ti dà in utilizzo
l'area e quindi coprire una statua, in questo caso la statua di Gesù, perché così si usa fare, voglio dire, in queste occasioni, ma non è accettabile perché non è un posto a tua disposizione, tu lo puoi solo utilizzare, ma trovo altrettanto gravi i toni usati dall'ex sindaca, che nell'intervista, forse l'ha scritto credo da qualche altra parte, ha detto che avrebbe scritto al Papa. Credo che il Papa abbia tantissime cose a cui pensare, ma insomma, non credo debba per forza rispondere alle provocazioni di chi pensa solo a lucrare da un punto di vista del consenso una situazione comunque che ha visto chi l'ha fatto in maniera sbagliata, del tutto sbagliata, né alimentare francamente del tutto fuori tempo delle guerre di religione, perché quando siamo nella guerra di religione c'è stato un gesto che è stato sbagliato perché era irrispettoso, sbagliato, grave. Bene ha fatto il parroco Don Zanetti a condannarlo, la comunità ha chiesto scusa, il responsabile del centro culturale islamico di Monfalcone, uno dei due, ha chiesto scusa. Io credo che la questione vada affrontata con serietà, condannando quelle che sono appunto stati questi gesti. Però io credo che si debba guardare avanti e soprattutto si debbano affrontare le questioni che a Monfalcone sono questioni complesse, difficili e che non possono essere risolte solo col conflitto, solo alimentando l'odio, solo alimentando il fatto che ciascuno non può professare la propria religione. Io credo che su questo uno Stato laico come il nostro deve avere rispetto per tutte le confessioni religiose all'interno di determinate regole. È quello che ha fatto Don Zanetti, dando l'area, ma anche condannando coloro che hanno fatto questo gesto, che è assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti di un'altra religione e nei confronti di chi crede in un'altra religione. Ecco, quindi io credo che dobbiamo riportarla da questo punto di vista. In questi giorni, peraltro, abbiamo visto che ci sono 111 bambini dell'asilo, bambini monfalconesi, italiani e stranieri, in lista d'attesa e il comune di Monfalcone di questo non si preoccupa, se non, ad esempio, pensare che debbano andare negli altri comuni a coprire i posti liberi, se ci sono, negli altri comuni. Anche questo non credo sia un metodo corretto di affrontare i problemi. Allora, abbiamo la prossima telefonata in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Prego, signora. Solo una cosa, sono una signora anziana e c'è troppa bora, domani è prevista meno bora, non posso uscire perché do un record mi fa cadere. Signora, mi sa che la bora ci sarà ancora domani, sarà un po' meno forte, dice l'Osber. Di notte al mattino sulla costa soffia la bora moderata, quindi insomma se dice che meglio se sto a casa. Meglio, grazie, temo di sì. E buon lavoro. Un abbraccio forte, signora. Un abbraccio forte. Grazie mille, buongiorno. Sveglia Trieste è anche servizio di prossimità. Sì, ma questo non è la prima volta che succede, questo vi fa merito, vi fa onore, perché i cittadini si rivolgono a voi anche per questo. Ma, insomma, le segnalazioni di situazioni di degrado, di attenzioni, insomma, io credo che vi fa veramente onore, anche perché è un modo per stare vicino alle persone. Ringrazio. Moretti, allora adesso ci sarà in Consiglio regionale questa parte, diciamo, dedicata a questa mozione programmatica che vedremo cosa porterà. Poi ci sarà la finanziaria a luglio, sì, in arrivo. Ancora una volta, da quello che ho capito dalle prime indicazioni, si tratta di una finanziaria record, quindi con stanziamenti molto molto importanti. Non so se avete già idea di cosa chiedere, cosa aggiungere. Sì, su alcuni temi abbiamo già le nostre idee, vorremmo capire come la Giunta vorrà intervenire in alcuni settori, quelli citati prima dal telespettatore, la povertà e il sociale sono temi importanti. Ci sono temi legati a una legge che discuteremo a fine giugno, che è quella del riuso immobiliare, quindi del recupero del riuso immobiliare, sulla quale abbiamo qualcosa da
da eccepire, da proporre in aggiunta, e vediamo se ci sarà bisogno di ulteriori stanziamenti. Credo che il settore sanitario avrà bisogno di ulteriori risorse, mi pare di capire che già le prime bozze della Giunta prevedono 40-50 milioni aggiuntivi sui capitoli del servizio sanitario regionale. Vedremo se ci saranno anche altri settori sui quali intervenire. Allora, volevo risentire, aggiorniamo un attimo la scaletta, esatto, il servizio che dà il punto sui lavori d'aula sulla mozione e poi le parole della Zilli sulla finanziaria in arrivo, che magari ci aggiunge qualche argomento di cui poi discutere. Sarà maratona d'aula per approvare la mozione programmatica della maggioranza a seguito della crisi, con annunciata remissione delle deleghe di Lega, Forza Italia e Lista Fedriga, per le parole del ministro di Fratelli d'Italia, Zucca Ciriani, sull'ospedale di Pordenone. La mozione sul programma di governo approderà in Consiglio regionale mercoledì 25 giugno, nella prima di 3 giornate non consecutive di lavori che proseguiranno il successivo giovedì 26 per concludersi martedì 1 luglio. A stabilirlo è stata oggi la conferenza dei capigruppo coordinata dal Presidente dell'Assemblea legislativa Mauro Bordin. L'iter prevede interventi in aula da parte dei consiglieri compresi in 15 minuti per gruppo, incluso quello misto, oltre alle eventuali dichiarazioni di voto da parte dei singoli esponenti. A seguito di questa fase verrà calendarizzata la votazione finale, su cui il governatore Massimiliano Fedriga ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Un dibattito questo a cui seguirà la disamina sull'assestamento di bilancio, la cosiddetta manovra estiva, provvedimento chiave per il governo del Friuli Venezia Giulia, i cui punti essenziali sono stati abbozzati per la prima volta nella riunione odierna di Giunta. Sarà un assestamento di bilancio importante perché andremo come sempre a dare linfa agli investimenti, come è per natura questa manovra finanziaria, e all'interno delle manovre consolidate daremo particolare attenzione all'accesso al credito sia per imprese classiche che agricole, visto il grande tiraggio di fondi sul territorio di questi anni, che appunto ci ha permesso di dimostrare come si fanno investimenti laddove la Regione riesce a garantire dei tassi di interesse agevolato o sostanzialmente azzerato a vantaggio degli imprenditori stessi, volano quindi per lo sviluppo del territorio. Abbiamo destinato importanti riflessioni anche alla concertazione, al sistema degli enti locali, al funzionamento dell'EDR per le manutenzioni straordinarie su tutto il territorio regionale, e poi abbiamo anche destinato importanti ragionamenti sulla riqualificazione energetica degli edifici anche a vantaggio delle imprese. A questo aggiungiamo elementi di attrattività per il territorio regionale, in particolare per quanto attiene le professioni sanitarie, e una grande opera che sarà oggetto di completamento di finanziamento, che è la tangenziale sud. Allora, quindi attrattività, professioni sanitarie, che insomma mi ricorda molto il discorso che facevamo poco fa, riqualificazione energetica, manutenzioni di IR, enti locali e accesso al credito per le imprese. Alcuni dei temi alcune norme esistono già, sono i fondi di dotazione in agricoltura, i fondi di dotazione per gli investimenti delle attività economiche gestiti dal FRIE, e credo che lì aumenteranno fondi che già esistono e che non vengono mai, voglio dire, non sono mai buttati via, ecco, perché ad esempio in agricoltura ci sarebbe bisogno di ulteriori risorse perché il mondo agricolo è in continua fase di investimento, ed essendo un fondo di dotazione sono fondi che escono ma anche poi rientrano. Idem per quanto riguarda i fondi di dotazione delle attività economiche. Non capisco bene a cosa si riferisce sulle manutenzioni straordinarie degli EDR, probabilmente vogliono in qualche maniera anticipare il ritorno alle province e fare in modo che attraverso gli EDR le province abbiano già una dotazione finanziaria per straordinarie manutenzioni, immagino, di un certo tipo. Ho letto della tangenziale sud di Udine, che è una vecchia questione ferma da qualche anno, perché il territorio di fatto non è d'accordo unanimemente su come intervenire. Vedremo sul resto. Francamente io ad oggi, non avendo ancora visto il testo, non sono in grado di dire. Io credo che le priorità debbano essere
economia, manifattura, il piano 2030 che la Giunta ha annunciato e che vediamo come si svilupperà, sanità e sociale, perché oggi il tema sociale, in particolare nei comuni, vive di grossissime difficoltà e in qualche caso anche emergenze sociali che poi certo, si ripercuotono anche nelle telefonate dei telespettatori. Certo. Telefonata, pronto? Buongiorno, volevo solo fare un appunto al suo ospite. Quando ha telefonato il signor Fulvio, il signore dell'allegato ottavo, che ha detto che le persone non si possono più curare, il suo ospite non ha detto che le visite mediche, come ha parlato il signore della successiva telefonata, se lei le fa privatamente vengono rimborsate. Oppure lei basta che dica al pubblico, va bene, mi dà quella data, lo faccio privatamente. Dopo gli dicono di ritelefonare fra un paio di giorni, non si sa perché dopo 2 giorni è già un posto libero. E poi riguardo al sociale, sì, adesso sono in pensione, ma sono una OSS a domicilio del comune di Trieste. Nel sociale ci sono tanti di quegli aiuti per le persone che hanno veramente bisogno, e per chi può lavorare vada a farsi un giretto a grado e vedere su quanti posti, ristoranti, bar, è scritto cercasi personale, e nella maggioranza dei casi hanno il contratto in regola. Quindi non stanno tanto a demonizzare il governo che abbiamo adesso, sono stati peggio loro, veramente. Arrivederci e buona giornata. Grazie signora, prego Moretti. No, non capisco questo paragone tra noi e loro. Io non ho attaccato il governo. Mi dispiace che insomma, sia stato capito questo, ma io non intendevo assolutamente attaccare il governo. Io dico solo che l'emergenza sociale è un'emergenza sempre più pressante, che i comuni in particolare vivono quotidianamente. Peraltro sono d'accordo con la signora quando dice che a grado tantissimi ristoranti, strutture di pubblico esercizio ricercano personale che non riescono a trovare. A grado, basta vedere chi sta dietro le cucine, chi sono molta parte gente assunta regolarmente, ma sono purtroppo stranieri, perché i ragazzi, diciamo autoctoni, non intendono più fare la stagione come lo si faceva una volta. E ho detto che la vicenda della legge, quella dei rimborsi delle visite private, è vero, è una legge che esiste. È successo anche, sono d'accordo con la signora, che qualche giorno dopo che uno chiede, diciamo, fa adombrare il fatto che vada al privato, come per incanto il pubblico trova subito il posto e lo trova molto più avvicinato di come l'aveva trovato la prima volta. Però questo non è un problema, mi permetta, del governo, è un problema di chi governa la sanità, è un problema specifico, molto concreto dell'azienda sanitaria di riferimento. Ancora una telefonata, l'ultima per questa parte di trasmissione, poi saremo con l'assessore all'educazione del Comune di Trieste De Blasio. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo tanti dire all'assessore che segnali a chi che vede di diretto che noi avevamo una scala gigante che fa schifo, avevamo fuori dei muri che viene l'erba. Se arriva su non si vede, una volta era l'alabarda, funzionava. Scala dei giganti, dice. Okay. Ecco. Va Pronti? bene. Sì. Perché avevamo una bellezza da Piazza Goldoni, avevamo una bellezza, va su un muccio dei turisti e adesso è sempre peggio, su un muccio di alberi, non si vede più le scale, dove c'era la fontana funzionava tutta illuminata, ma mi dispiace, ma funziona tanto ormai tutto. Grazie. Va bene. Lo segnaliamo magari nella prossima parte. Grazie a Diego Moretti per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. Ci fermiamo un attimo, ci vediamo tra poco. Le persone non seguono.
E con noi l'assessore comunale alle politiche dell'educazione, ma anche alle biblioteche, ai giovani, poi parleremo anche di queste deleghe, Maurizio De Blasio. Grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, diciamo che la stagione e la cronaca, diciamo, di queste settimane ci porta ovviamente a parlare, a fare il punto innanzitutto sulla questione centri estivi Ricrestate, che è un servizio molto molto importante per la cittadinanza, per le famiglie triestine. Sappiamo tutti che ogni anno c'è una richiesta clamorosa e il Comune fa il possibile per accontentare il più possibile. Ovviamente alcune persone non riescono ad accedervi. Possiamo fare un po' il punto, numeri, situazione, risposta a quelle che sono anche le domande dei cittadini. Ecco, certo, sì, in questi giorni partiamo intanto con i centri estivi per le scuole primarie, partiamo con i Ricrestate, poi più in là nelle settimane successive si partiranno con i centri estivi dei nidi e della scuola dell'infanzia. Queste sono le fasce d'età. Il Comune ormai da anni ha un impianto significativo, dà una risposta ampia, lavora sui dati anche che di anno in anno arrivano, quindi c'è sempre uno sforzo per ampliare il servizio, migliorarlo nelle sue strutture e anche andando incontro ai numeri. Ecco, noi diamo una risposta orientativa perché bisogna vedere i casi, no, delle singole fasce, ma diamo una risposta che si aggira attorno al 50% ed è un dato che rispetto anche ad altre realtà è un dato, appunto, come dicevo prima, significativo. Ecco, a livello di numeri, non so, mi pare che si è portato anche una scheda di riferimento per spiegarci un po' quello che è il fenomeno complessivamente e quelli che sono i numeri a cui dà risposta il Comune. Ecco, ad esempio, faccio un numero sui nidi d'infanzia. Abbiamo ricevuto per tutti i 4 turni che sono bisettimanali, abbiamo ricevuto 1716 domande e abbiamo dato una disponibilità di 928, quindi siamo sul 54% di accoglienza. Sulle scuole dell'infanzia i numeri sono più ampi, sono 4.700 circa e 2.500 i posti disponibili, e qua siamo sempre sul 54%. Sulle scuole primarie abbiamo avuto 3.200 domande, 1.300 accolti, qua siamo un po' oltre il 40%, e sulle Ricrestate invece siamo attorno al 45%. Questo è l'andamento. Occorre capire che intanto lo sforzo di risorse che mette il Comune e tutto il personale che lavora, che opera sul terreno, ma replicare d'estate l'offerta invernale che mette assieme anche tutta ovviamente la componente delle scuole statali è oggettivamente un grandissimo impegno. Ecco perché non si riesce a coprire il 100% delle domande, perché d'inverno subentrano in questa... Certo, c'è il personale comunale, c'è il personale statale, ed d'estate, diciamo, si fa uno sforzo straordinario con il personale comunale. Certo, e occorre dire che il centro estivo tanto più Ricrestate non sono solo luoghi che sono così addetti alla custodia dei ragazzi, ma all'interno di queste strutture, di questi luoghi si fa educazione, quindi c'è tutto un ampio ventaglio di progetti educativi, in modo tale che non sia appunto solo una permanenza, per quanto sia importantissimo, perché tra l'altro poi nei punteggi è chiaro che si dà la precedenza
alla situazione familiare, quindi a quello dei genitori che lavorano e che hanno bisogno di un sostegno da parte dell'amministrazione, ma l'obiettivo è prevalentemente quello di proseguire nel progetto educativo, quindi sia i centri estivi nelle diverse fasce d'età, sia i Ricrestate al loro interno hanno dei progetti educativi importanti, anche che chiedono grande competenza da parte di chi li porta avanti e un grande sforzo di risorse. Certo, insomma, ovviamente poi arriveranno telefonate, richieste, insomma, siamo ovviamente certo, siamo qui. aperti. Noi ne approfittiamo invece ora per chiedere all'assessore De Blasio quelli che sono i programmi per l'estate su altri fronti, per esempio con le deleghe all'educazione, le biblioteche, insomma, sono tutta una serie di attività estive che animeranno Certo, l'estate, ecco, dico sempre che prevalentemente l'educazione, in realtà è tutta la vita dell'amministrazione comunale, nell'educazione. Oggi in questi giorni, ecco, sono finite le scuole, ma non cessa il lavoro, quindi occorre, tra l'altro aggiungo a quello che dicevo prima, occorre dare anche d'estate, offrire alla cittadinanza, ma per quanto riguarda le mie deleghe, soprattutto a giovani e giovanissimi, delle iniziative e dei progetti che possano, scusate, ho dimenticato di abbassare il telefono, che possa appunto consentire intanto di proseguire a volte un percorso educativo, altre volte di poter crescere, di esprimere se stesso attraverso l'arte, la musica, la danza, e quindi sono in atto, mettiamo in campo diverse iniziative. E quella che mi viene in mente prima di tutto è quella del PGT Summer, cioè il festival dei gruppi accreditati al Polo Giovani, Enrico Toti. Ecco, diamo la possibilità a tutti questi giovani che durante l'inverno si ritrovano, hanno questi spazi a disposizione per coltivare le proprie passioni, ma anche per trovarsi quindi come luogo di aggregazione, di confronto, di dialogo, di crescita. Quindi diamo la possibilità di un palco, quindi mettiamo a disposizione sia la struttura del polo, sia alcune situazioni, e qua ringrazio il collega Rossi che organizza Trieste Estate, alcuni spazi proprio del Trieste Estate Nerioni, per consentire a questi ragazzi di esprimere, come dicevo prima, la propria capacità, la propria passione, il proprio hobby, nell'arte, nella musica, nella recitazione, e questo è un percorso di crescita. Dico sempre, quando parlo di ricreatori, dove si associa sempre il gioco all'apprendimento, che il gioco è obiettivo ma anche una modalità di misurare la società. Se i bambini, se i ragazzi più giovani non giocano, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E quindi ecco perché i ricreatori sono luogo ludico, ma dove contemporaneamente si cresce, si apprende e si impara. Per la fascia d'età più alta, quella del Polo Giovani, quindi di ragazzi che hanno finito di studiare e si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro o di scegliere quale sarà la loro vita futura, ecco, è importante dare la possibilità dello svago, del divertimento e dell'espressione della propria personalità e della propria arte. Accanto a questo abbiamo le biblioteche che fanno un grandissimo lavoro d'estate. Quest'anno è la prima estate in cui abbiamo l'EZ, un museo che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, di cittadini, di turisti, cittadini che tornano più volte, e accanto al museo ci sono delle conferenze interessantissime, presentazioni di libri che si svolgono nella sala multimediale, aperte alla cittadinanza ovviamente, e poi ci sono attività come quella delle prossime settimane di Bloomsday, consueto festival. Quest'anno avremo l'onore di avere la presenza anche della console generale d'Irlanda, perché è un tema che unisce noi Dublino e l'Irlanda, ed è appunto un'occasione di dialogo, di confronto, di crescita molto molto interessante e importante per la città intera, ma io guardo prevalentemente a giovani e giovanissimi. Certo. Allora, in attesa anche di altre telefonate, andiamo un istante ora in pubblicità, che magari poi dopo
si rinnescano le telefonate, non abbiamo tempo e torniamo tra un attimo sempre qui con l'assessore Maurizio De Blasio per parlare appunto di educazione, di centri estivi, non solo, tra poco. Quello che ho detto ai dirigenti. Allora, stiamo ancora parlando di ricrestati in pubblicità, ne parleremo ancora, ma abbiamo una telefonata, allora la sentiamo. Buongiorno. Buona giornata, caro amico caporedattore dottor Marco e caro assessore Maurizio De Blasio. Sono Claudio Visentini. Carissimo, buongiorno. Buongiorno, si ricorda caro, ci siamo conosciuti alla biblioteca di Melara con la redazione del Piccolo nei Rioni. Certamente. Ecco, bene che ne abbia parlato, l'educazione e la socializzazione nei centri estivi, nei ricreatori e magari lasciare a casa il smartphone, aggiungo io, è un'opera sociale che abbiamo noi qui a Trieste. Caro assessore, so che ne ha già parlato con l'assessore Disa Lodi, consigliere comunale Corrado Tremol, le faccio cortese richiesta del nostro messaggio sociale sulla sicurezza stradale di quel murales da realizzare nel centro sportivo comunale intitolato a Maurizio Visentino a Campanelle. Grazie, se ci può dire qualcosa. Grazie al nostro amico Claudio. Prego, assessore. Certo, allora intanto questo è un impegno a cui teniamo. Purtroppo sono questioni tecnico-amministrative che bisogna seguire, un iter che bisogna seguire, ma è cosa che per la quale ci siamo impegnati e che stiamo portando avanti, e poi a me lo ricorda sempre il consigliere Tremul, con cui sono sempre in contatto, che saluto, e che appunto porta avanti questa proposta su cui sto lavorando con la collega Lodi. Tema della sicurezza stradale, tema importantissimo che io già seguivo quando ero assessore alla sicurezza, con tutte le iniziative della polizia locale e di tutte le associazioni che si occupano appunto della questione. Fa parte di quell'ampio ventaglio di argomenti e questioni che sono messe proprio alla massima attenzione e che devono accompagnare i nostri ragazzi nella loro crescita. Quello che io faccio notare spesso è che soprattutto in quest'epoca c'è il rischio che si perda un po' la consapevolezza del rischio, e questo riguarda la sicurezza stradale e un po' anche in generale la questione della legalità. Quindi dobbiamo essere concentrati su questo tema, dobbiamo accompagnare i nostri ragazzi su comportamenti virtuosi, distoglierli invece da comportamenti che virtuosi non sono, che sono pericolosi per sé e soprattutto per gli altri. E quindi quello della sicurezza stradale è uno dei temi su cui siamo più concentrati ed è quello che raccoglie maggiore iniziativa perché coinvolge un più ampio pubblico e anche persone che lavorano. Ancora una telefonata, pronto? Buongiorno, prego. Sì, buongiorno, ciao, sono Dino, buongiorno a lei e ciao Dino. L'assessore. Ciao, allora, volevo chiedere all'assessore, l'altra settimana proprio sul piccolo di Trieste, su 10 ragazzi 6 rimangono a casa. Questo è un grosso problema per le persone che si rivolgono anche alle nostre associazioni, perché effettivamente persone che lavorano durante marito e moglie, magari perché lo stipendio del papà è inferiore addirittura alla soglia di povertà che il governo mette, anche la mamma deve trovare qualche impegno magari a ore per poter portare avanti a finire il mese, a soddisfare le esigenze della famiglia. Allora io mi chiedo, e voglio chiedere anche a lei, assessore, una volta Trieste era meravigliosa per queste cose qua, perché d'estate si andava in vacanza, si andava con la Lega Nazionale, si andava con l'Opera Figlia del Popolo, a Chierabec, ai laghi di Fusine, si andava a Piani di Luzza e tante altre realtà che erano. Come mai? È che si erano gli anni 70, 80, 90, ma come mai oggi nel 2025 la parte sociale non trova uno sbocco per queste cose qua?
soprattutto adesso che c'è tanta povertà, come si può vedere anche dai giornali, no? Come si può vedere dell'aumento della Caritas, come si può vedere le file davanti alle mense dei prati di San Giusto e Montussa. E allora io mi chiedo, a un certo punto non possiamo sempre far finta di non vedere la realtà dei fatti. Qua a Trieste l'unica cosa che è rimasta l'opera fine del popolo, però bisogna pagare una certa cifra e non tutti si possono permettere di pagare 350, 300, 400 per 10 giorni o 15 giorni, che sono cifre ancora più elevate. Il Comune su queste cose qua doveva prendere atto, perché sono anni ormai che si parla di questo, ogni estate succede queste cose. Cioè non è stata fatta una programmazione, come non è stata fatta una programmazione sulla parte industriale, che si poteva avere dei contratti con persone che lavorano, che percepiscono uno stipendio adeguato. Inutile che mi vengano a dire la disoccupazione è quasi azzerata, quando tu Stato soltanto metti 1.240 euro e poi abbiamo le persone che lavorano, 6 milioni di persone, dati Istat, sotto la soglia di 1.000 euro. Questa è una povertà che copre tutta l'Italia, ma soprattutto qua a Trieste vediamo che le famiglie sono molto in difficoltà di bambini. Cioè non ci sono più i posti, il Comune con tutto quello che mette i soldi, adesso staremo a vedere sul nuovo bilancio che verrà fuori cosa aveva messo per il welfare, anche se mette tanto, io penso che sarebbe il caso di rivedere anche la spartizione di questi soldi come vengono inseriti, perché bisogna guardare le realtà dei fatti. Io vedo che le persone al supermercato vanno con la calcolatrice e ragazzi non è possibile andare avanti così. Come ha detto anche Visintin, c'è la parte sociale di questa città sta andando a rottoli. Grazie e buongiorno. Grazie per la sua chiamata. Prego, Assessore. Allora, il telespettatore ha toccato in un ragionamento unico, ma ha toccato diverse questioni. Allora, intanto da parte dell'amministrazione non c'è il non guardare la realtà, semmai c'è una grande concentrazione su quelli che sono i problemi delle famiglie e dei ragazzi e dei bambini. Sono ovviamente le competenze, le responsabilità sono suddivise tra il mio assessorato, quella all'educazione, e l'assessorato del collega Tognoli che si occupa invece della questione degli argomenti sociali e dei disagi. Ecco, quindi su alcuni aspetti la competenza è la sua, ma io cerco di sintetizzare un po' tutto. Per quanto riguarda l'attività estiva, comprendo quello che dice il telespettatore, ma da parte del Comune c'è un grande sforzo. Quest'anno noi abbiamo aumentato ad esempio le risorse per i centri estivi, abbiamo portato ad 1.300.000 il finanziamento sui centri estivi nelle 3 fasce, no? Nidi, infanzia e primaria, proprio per dare una maggiore risposta o la più possibile ampia risposta alle famiglie. Nelle graduatorie ovviamente si dà precedenza proprio alle famiglie che hanno i genitori che lavorano o che hanno determinati disagi, quindi c'è questa attenzione, questa massima attenzione sulle questioni. Tra l'altro quest'anno siamo riusciti, quando parlava di bilancio il telespettatore, siamo riusciti ad avere questa copertura già all'inizio dell'anno, e questo ci ha consentito proprio una pianificazione, mi sembra che parlava proprio di programmazione il telespettatore, proprio una programmazione per arrivare poi con i tempi e le modalità corrette all'inizio dei centri estivi. Poi noi ai centri estivi aggiungiamo Ricrestate, che tipicamente, visto che riguarda i ricreatori, è tipicamente della città. Quello che non ho detto prima è che l'accesso ai ricreatori è determinato dalla capienza massima delle strutture, quindi non si può aumentare il numero di bambini e ragazzi accolti, perché occorre rimanere per legge all'interno di un numero prefissato, che coinvolge i nostri 13 ricreatori. Quest'anno, l'abbiamo fatto lo scorso anno, ma quest'anno poi lo abbiamo messo in atto,
abbiamo modificato i criteri di accesso a Ricrestate proprio per venire incontro alle esigenze che il telespettatore faceva notare, cioè le diverse situazioni familiari che incontra la cittadinanza. Abbiamo tenuto conto del disagio che alcune famiglie vivono, abbiamo tenuto conto della disabilità, altro argomento importantissimo che appunto vede me e il collega Tognoli assieme per quanto riguarda i giovanissimi. Abbiamo dato poi anche un punteggio per chi frequenta i ricreatori in inverno per garantire una continuità. Cioè abbiamo cercato di ottimizzare questo punteggio proprio venendo incontro a quello che le famiglie ci chiedevano lo scorso anno. Questo è uno sforzo significativo, io vorrei dire enorme, che fa l'amministrazione comunale, perché io vedo, e lo dico, lo sottolineo sempre, una grande passione da parte del personale del comune che opera proprio sul terreno, quindi nelle strutture educative scolastiche o anche nell'ambito del sociale. Quindi queste sono cose importanti, e lo sforzo è fare sempre meglio e sempre di più. Certo. Ancora una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Sergio. Prego. Allora, due domande, una riguardo all'ospite di prima e una adesso che mi ha indicato il signor che è presente. Ha detto, se non ho capito male, che manca, diciamo, che non si è posti nei ricreatori, no? Allora mi pensavo che i ricreatori una volta era quasi nel centro città, diciamo, no? In via San Marco, il Padovan, dopo era gli oratori, era tutti concentrati, diciamo, nell'ambito cittadino. Quando la città si è espanso, è andata a Borgo San Sergio, è andata ad Altura, in quei posti là manca qualche ricreatorio. Non sarebbe mai fare ancora uno sforzo in più, visto che fa tanti sforzi il nostro comune per gli asili, per il bene dei bambini, che faccia un sforzo in più per fare magari un ricreatorio a Borgo San Sergio. Pronto? Sì, chiaro quello che dice. Sì, ecco, questo qua non sarebbe un'idea malvagia. Per quanto riguarda il signor De prima che diceva che a grado è toghi che è extracomunitari e così, e che non si trova coghi diciamo, regionali, un mio nipote acquisito lavora già come cogo da 5 anni in Irlanda e si è pagato bene, arriva a pagarsi l'appartamento, arriva a farsi una famiglia, e quindi il problema qual potessi essere? Che qua si è pagati poco i nostri coghi che viene fuori dalle nostre scuole, dei nostri cittadini, no? Quindi sarebbe da rivedere un momentino forse il discorso dello stipendio, che mi pare che qua si paga molto poco, se un lavoro instabile o precario, chiamiamolo come si vuole, no? Cosa che in Irlanda, chissà perché, vivi tranquillo ben, pagato ben, va tutto bene. Qua non si arriva, qua non che la facciamo. Grazie per la sua telefonata. Io ricordo una cosa che mi permetto di ricordare, e lo faccio ora con l'assessore De Blasio, l'ho fatto 10 anni fa quando c'era la Green, quindi al di là della posizione politica di chi poi sovrintende a questo assessorato. I creatori ci sono solo a Trieste, certo, non è che tu vai a Udine, a Venezia, a Treviso, non esistono, primo. Non per dare contro al telespettatore, ma per chiarire alcune cose che alle volte ci dimentichiamo. Secondo, anch'io sentivo i racconti di mio nonno del ricreatorio di Padovan, dove d'estate erano a centinaia e centinaia, facevano la doccia e giocavano a calcio, ma come ricorda l'assessore De Blasio, ma sarebbe lo stesso anche se ci fosse un assessore di centrosinistra, una volta non è che ci si poneva il problema del numero, dell'impianto antincendio, eccetera, 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 delle questioni di sicurezza. Andiamo in ricreatorio, 1000 in ricreatorio.
non si può No, destino, no? certo. Il mondo è cambiato, è giusto, interessante, molto interessante quello che dice il telespettatore anche su nuovi spazi, nuovi ricreatori. Io ricordo che qualche anno fa il sindaco Aringa ha detto dobbiamo tenere duro, altrimenti i ricreatori ci tocca chiuderli perché non ci stiamo più dentro. Quindi ricordiamo sempre anche delle cose che Trieste ha e che non esistano a livello nazionale. Certo, i ricreatori sono un patrimonio della città, vanno preservati, tutelati, e tutti gli sforzi che noi mettiamo appunto per garantire il loro funzionamento e perché poi possano svolgere un ruolo sociale ed educativo impagabile. No, volevo ricordare al telespettatore che a Borgo San Sergio c'è il ricreatorio, e cioè io forse facevo un po' di confusione con la tipologia di strutture, ma a Borgo San Sergio abbiamo un ricreatorio, okay? E i ricreatori sono 13 a Trieste e coprono quasi tutto il territorio, no? Ce l'abbiamo anche a Opicina, sull'altipiano, quindi i ricreatori sono nati e sono poi distribuiti lungo tutta la città. Ecco, come diceva Stabile giustamente, è che occorre negli anni adeguare le strutture a quelle che sono le normative che cambiano giustamente per garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza. E di questo c'è ad esempio il rapporto bambini-educatore, c'è il numero massimo della capienza, ci sono diversi accorgimenti che bisogna mettere in atto per garantire la funzionalità di una struttura o di un luogo, e quindi questo ovviamente comporta che occorre mettere in campo sempre più risorse e bisogna essere concentrati su quelli che si vuole che sia l'obiettivo. È quindi difficile fare un paragone tra adesso e il passato, perché sono cambiate le società, è cambiata la società, sono cambiate le leggi, sono cambiate anche le aspettative che ci sono da parte delle famiglie, come si diceva prima, delle famiglie rispetto al servizio pubblico. E quindi la scommessa, la sfida che un amministratore ha è quello di accompagnare i servizi negli anni a venire. Tutti i ragionamenti che si fanno è perché possano andare avanti nel migliore dei modi. È chiaro che ci troviamo davanti a un problema di numero, perché anche questo dicevamo prima, è oggettivamente impossibile replicare nell'estate quel bacino di strutture che c'è d'inverno, perché lì partecipa tutta la parte statale delle scuole, no? Ecco, quindi è oggettivamente troppo impegnativo per una singola amministrazione fare in modo da coprire tutto quel ventaglio di opzioni. Certo. Poi ricordo che una volta o si aveva fortuna con i nonni o si giocava banalmente in strada, non c'è più quasi nessuno. No, ma ecco, no. Io stavo cercando di elencare più situazioni. Ecco, quando parlavo un po' di aspettative e anche di esigenze, una volta si giocava in strada, ecco, diciamo così, con una maggiore serenità e sicurezza che adesso le famiglie non hanno più, e quindi cercano ovviamente una struttura capace di garantire quella serenità. È chiaro che il rischio è che poi l'aspettativa sia in eccesso rispetto a quello che un'amministrazione comunale può fare. Ancora una telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Gabriella de Largo Barriera. Ciao, Gabriella. Mi dispiace che cambi un po' l'argomento, ma mi tocca a me perché io nipoti non ne ho, perché sono i miei figli all'estero, per il momento non vogliono neanche niente. Poi già quel periodo degli asili, dei centri estivi li ho passati, però li ho sofferti tanto, perché io non lavoro oggi, perché nel suo momento, quando dovevo andare a lavorare, non avevo posti, non avendo mamma qua in Italia, neanche suocera qui,
Grazie, veniva mia suocera d'estate dall'Argentina, che veniva tutte le estate qua, ma come istriana, no? Che ho sofferto tutto questo. Il mio argomento è questo. Ieri ho letto il giornale, veramente non l'ho letto, ho visto le prime pagine, e dal giornale con il sondaggio questo della Cavinovia. Io chiedo all'assessore, come suo gruppo del partito, avete letto questo articolo, avete fatto una conclusione dell'argomento? Perché quel dato non è un dato di un partito politico, è un sondaggio che ha fatto un giornale, un mezzo di comunicazione. È abbastanza rilevante, no? Che il 73% delle persone non vuole la Cavinovia, e sono soldi che in futuro saranno un peso per noi, questa Cavinovia, per tutti i servizi che stanno mancando oggi e mancheranno ancora di più in futuro. Vorrei sapere un'opinione dell'assessore e del suo gruppo, si sono riuniti a parlare dell'argomento, e che stiano ben attenti, no? Questa settimana che devono fare, che si mettano una mano veramente alla coscienza che peso ha questo, no? Bene, grazie. Grazie alla signora che ci ha chiamato. Prego De Blasio, riferimento risponderò sinteticamente. Il sondaggio è chiaro che si prende atto di tutte le informazioni che arrivano dalla stampa, ma anche dagli altri partiti. È chiaro che il sondaggio risente anche da come vengono poste le questioni, ovviamente, no? E quindi si pone degli obiettivi. Una cosa importante da dire è che è stato messo la Cavinovia in contrapposizione, un'alternativa al tram, ma il tram siamo riusciti a farlo ripartire, e il tram in quanto struttura storica della città rimarrà. La Cavinovia è altro progetto con cui si perseguono altri obiettivi di urbanistica, di viabilità, di crescita anche della città. Noi siamo partiti nella campagna elettorale, quella che poi ci ha portato a questa consigliatura, con questo progetto già avviato, già in essere, e quindi la cittadinanza ha scelto un sindaco che già parlava di Cavinovia, già parlava di questo progetto, e coerentemente con quello che era gli intendimenti siamo andati avanti. Noi siamo ancora convinti della bontà dell'opera, è un'opera ovviamente impegnativa, come tutte le opere impegnative si porta delle sensibilità differenti, delle criticità da risolvere, delle problematiche che bisogna affrontare, ma questo è appunto compito della politica. Noi possiamo tenere conto del sondaggio, delle informazioni che ci dà, ma dobbiamo tenere conto anche di una promessa fatta inizialmente in campagna elettorale. Il nostro obiettivo è quello sempre di cercare l'equilibrio. Non si lavora contro qualcuno, ma per la città, per la cittadinanza intera. Noi riteniamo che quest'opera abbia una sua bontà di fondo, una sua utilità, capace di far crescere la città, e perseguiamo questo obiettivo. Allora, ci fermiamo ancora una volta per la pubblicità, ci ritroviamo ancora tra poco con l'assessore De Blasio. Bentrovati ancora in studio con noi l'assessore all'educazione del Comune di Trieste, Maurizio De Blasio. È arrivata una mail poco fa da parte di una telespettatrice che dice: buongiorno, chiedo cortesemente cosa pensa l'assessore sulle continue assegnazioni di appalti alle cooperative, lavoratori sottopagati con pochi diritti. Poi fa l'esempio sul fronte sanitario, dove però chiaramente l'intervento è da parte della Regione, però più in generale le chiediamo insomma quello che è il suo parere. Adesso non so a cosa si riferisce, immagino all'assegnazione dei centri estivi, immagino. Sono ovviamente bandi che seguono tecnicamente gli uffici e su cui ovviamente la politica non entra. Per quanto riguarda la situazione, io ritengo che compito di un politico, della politica in generale, sia lavorare perché le condizioni di tutti migliorino. A volte
questo è più semplice, altre volte meno. Alcune volte i passaggi sono più lunghi, altre volte più brevi, ma questo deve essere il nostro obiettivo. Come dicevo prima, non sempre è facile impostare ciò che si vorrebbe, occorre prendere atto di una situazione e lavorarci costantemente, quotidianamente come facciamo noi. Il confronto è aperto, il dialogo è aperto, gli incontri con le sigle sindacali sono parte del nostro lavoro, la parte poi amministrativa invece ha a che fare con la titolarità delle strutture, delle cooperative. È un percorso, è certamente un percorso, non si può far finta di niente e occorre essere consapevoli che qualsiasi miglioramento richiede tempistiche e richiede progettualità nel lungo periodo. Allora, volevo rimandare il servizio, siccome ci sono diverse mail su questo e me l'hanno anche chiesto, che non hanno visto, di Umberto Bosazzi, che ha documentato l'issaggio del maxi tendone che ospiterà lo spettacolo del Cirque du Soleil in Portovecchio. Siccome mi hanno chiesto, sono immagini molto spettacolari, di rivederlo, ce l'abbiamo in scaletta, allora lo rimandiamo, così facciamo anche un attimo sul fronte culturale di chi vorrà andare a vedere in quella sede lo spettacolo. 19 metri di altezza, un diametro di 51 metri, 4 pali d'acciaio portanti alti ciascuno 25 metri, 550 picchetti necessari per fissarlo sulla superficie di 4.500 metri quadrati di asfalto. Sono questi alcuni numeri del Grand Chapiteau, la struttura al cui interno si terrà Allegria in New Light, lo spettacolo del Cirque du Soleil, issato a mano in poco più di una decina di minuti nel primo pomeriggio odierno. È come tornare indietro nel tempo. Un centinaio di persone ha collaborato ad issare il tendone, alcuni sono nostri tecnici, poi ci sono anche le maestranze locali che hanno spinto e tirato per dare forma alla struttura. A pensarci bene è un po' quello che succede con i nostri spettacoli, che sono fatti dalle persone. Certamente c'è un apporto fornito dalla tecnologia, ma si vede il sudore, si vedono gli sforzi. È uno spettacolo fatto davvero da uomini e donne. L'allestimento ha richiesto 8 giorni di lavoro, le attrezzature necessarie pesano 2000 tonnellate e sono state trasportate da 77 camion. Trieste è la terza città italiana, dopo Roma e Milano, toccata dalla tournée. C'è una caratteristica che però rende unica la location del Silos, essere cioè in pieno centro città. In genere abbiamo bisogno di molto spazio, per cui è difficile che ci posizioniamo in centro. Qui invece siamo in pieno centro, vicino alla stazione, molti verranno a vederci a piedi, saremo ancora più parte della comunità e per noi sarà un'esperienza grandiosa. Allegria in a New Light, come accaduto per il Fantasma dell'Opera, per la nostra città sarà qualcosa in più. Già si calcola che la presenza della troupe e del cast lascerà sul territorio una cifra che oscilla fra i 6 e i 700.000 euro. I biglietti sono stati venduti in più di 80 paesi, 86 paesi e in tutte le regioni d'Italia. Significa che già in questo modo abbiamo dato una visibilità incredibile alla città di Trieste, una visibilità che Trieste si merita. Io non avrei mai immaginato che saremmo riusciti un giorno a portare uno spettacolo di circa a Trieste, perché sembrava già incredibile che arrivasse a Roma o Milano, per cui sono quelle cose che dici ok, va bene, prendiamo il treno e la macchina e andiamo a Milano. Questa volta invece possiamo prendere un autobus, possiamo venirci a piedi noi di Trieste, ma per chi non è di Trieste può venire a Trieste e scoprire una gran bella città nel periodo forse più bello dell'anno, l'estate. Si può magari fare un bel weekend e legare una visita a Cirque du Soleil a una visita al mare, alle bellezze che abbiamo qui intorno. Allora, Assessore, uno dei grandi eventi dell'estate, dobbiamo dirlo. Sì, di grande prestigio per la città, come tante altre cose, quindi veramente una bellissima opportunità, una bella occasione anche di un grande spettacolo. Volevo, se mi consente, tornare sulla questione importante che ha sollevato la telespettatrice qualche minuto fa. Io ho parlato ovviamente da amministratore comunale, quindi da amministratore locale. Adesso mi svesto un po' dai panni di assessore e prendo invece i panni del dirigente di partito per quanto
locale, perché il tema che ha sollevato appunto la signora è un tema evidentemente nazionale. Ecco, e io credo che il governo Meloni si sia mosso nella maniera più opportuna possibile su questo binario, affrontando tra le prime cose i temi del lavoro, raggiungendo anche determinati obiettivi. Certo, poi le cose si vedranno nel medio-lungo periodo, ma già possiamo dire che è stato fatto veramente tanto. È chiaro che è una questione su cui non si smette mai di lavorare, e compito della politica è non girarsi dall'altra parte, come giustamente diceva la signora, e fare ognuno appunto la sua piccola parte, perché poi il bene comune sia ampliato il più possibile. Questo ci tenevo a dire. Certo. Sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno. Prego signora. Mi chiamo Valeria e sono della provincia di Udine. Prego. Io vi seguo, comunque seguo anche Quarto Grado, dove hanno parlato delle scarpe di Liliana Resinovic. Volevo segnalare una cosa che forse sarà già stata evidenziata. Io ho l'età più o meno di lei e vi dico che noi donne non usciamo mai con le scarpe sporche, perché hanno evidenziato che le scarpe erano uscite da casa sporche. Mi ha sentita? Sì, certo. Ecco, ha capito il mio ragionamento? Sì, ho capito il suo ragionamento, sì. Ecco, volevo che appunto si segnalasse che una donna non esce mai con le scarpe sporche, per cui non possono dire che Liliana aveva già le scarpe sporche. Le ha sporcate dove purtroppo l'hanno ucciso. Ok? Va bene signora. Ok, giro i colleghi che si occupano del caso, la sua riflessione. Ovviamente si tratta di un giallo che, insomma, io le dico subito, non so se avrà un esito giudiziario di un certo tipo, se avrà mai un esito definitivo, però insomma noi lo seguiamo giorno dopo giorno con i nostri inviati sul campo, in particolare Gianluca Paladini e Laura Buccarella, che ne sanno molto più di me. Grazie signora, un abbraccio, grazie ancora. Grazie. Qua. Arriva anche la cronaca, come spesso accade. Tra l'altro oggi leggevo nel quotidiano Il Piccolo questo articolo che parla di tutte le ipotesi, no, per ampliare il numero dei parcheggi in centro città. Qua si parla addirittura di utilizzare quelli del Rocco, del Palatrieste, delle altre opzioni, del raddoppio del Parco San Giusto. È diventato, e mi collego anche alla parte turistica, un po' uno dei temi cruciali per la Trieste del futuro, no? Che è sempre più vocata anche al turismo e quindi a questo problema. Beh, è un momento che ci pone davanti certamente a una trasformazione. Poi su come, quale sarà l'esito di questo periodo, ovviamente lo vedremo negli anni. Però certo occorre i ragionamenti, occorre farli prima, quindi occorre gestire intanto questa massa di persone che arriva in diverso modo in città. Occorre coglierne l'opportunità, quindi la positività, e fare attenzione a quello che generalmente un turismo di massa o con numeri elevati può portare come problematiche, e questo ovviamente è il nostro compito, e quindi occorre sempre trovare l'equilibrio nell'utilizzo degli spazi, no? Quindi tra aree pedonali, tra parcheggi, perché a volte vengono vissuti come situazioni alternative, mentre per garantire la funzionalità di un'area pedonale, di una passeggiata, occorre avere da un lato trasporto pubblico e dall'altro parcheggi in grado di evitare che poi le macchine arrivino fino in centro, fino davanti
a quel negozio o a quell'altra struttura, quindi garantire un flusso, una viabilità ottimale alla situazione. A questo ecco, a questi ragionamenti siamo chiamati adesso. Chi se ne occupa lo fa con grande attenzione e grande responsabilità, che insomma è quello un po' che contraddistingue, è chiaro, sono parte in causa, ma contraddistingue un po' l'azione di questa Giunta. Certo. Allora riapro un attimo l'icona anche sulla pagina sportiva, perché dopo diciamo il salvataggio in extremis della possibilità della Triestina di partecipare alla Serie C, si pensa al futuro. Sentiamo. Conclusa la giornata thrilling in casa triestina, saldate le pendenze, perfezionata l'iscrizione, anche se per andare con i piedi di piombo bisogna attendere il controllo della Covisoc, ora è tempo di programmare con serietà il futuro. Se effettivamente l'intenzione dei nuovi investitori americani entrati nel fondo LBK non è di vendere la società ma di proseguire, allora bisogna avere l'intelligenza e la lungimiranza strategica di fare subito le mosse chiave. In primis la conferma di Daniele Dellicarri come direttore sportivo e tentare subito di convincere Attilio Tesser, che ha salvato la squadra sul campo, a restare come allenatore e punto di riferimento tecnico. Ma se ti chiedono se tu rimarresti, sì, certo, volentieri, più che volentieri, punto. Questa è la risposta. Ovviamente serve un progetto di medio periodo, perché sulla prossima stagione pesano già i 9 punti di penalizzazione che non consentono grandi voli pindarici sugli obiettivi. C'è anche da programmare, perché ovviamente ci sono ancora tutta una serie di debiti da sanare, c'è da chiudere formalmente la stagione con ancora delle mensilità e oltre a tamponare le varie situazioni di debito che ha questa società, possono essere campi, possono essere fornitori, ci sarà anche da stabilire un budget per la prossima stagione. Che parte da -9. Che parte da -9, quindi altro Everest da scalare. Io credo che da questo punto di vista, ovvio che sarebbe veramente una vittoria bellissima avere ancora il direttore Dellicarri e Attilio Tesser come allenatori, perché possiamo discutere di denari quanto vogliamo, ma poi i valori alla fine sono fatti di persone più che di denari, e quindi mettendo le persone giuste al posto giusto, indipendentemente dal budget 1, 2, 5, 10 milioni di euro, è logico che le persone fanno la differenza. Servono delle competenze specifiche, serve con tutto il rispetto un direttore generale che abbia conoscenza del calcio e del calcio di Serie C, perché nelle ultime settimane è scomparso quello che attualmente è il direttore generale Menta, e invece era il momento comunque di metterci un po' di più la faccia, come ha fatto ad esempio l'amministratore delegato, certo. E poi quindi programmare con maggior trasparenza nei confronti della piazza. Bene, allora sento anche l'assessore De Blasio sulla Triestina, in generale sul tema sportivo triestino. Beh, sullo sport in generale, insomma, adesso si parlava di Triestina, che dimostra quanto ecco, la semplice partita di calcio non sia poi così semplice, perché si porta dietro e apre tantissime questioni sull'importanza dello sport, soprattutto per giovani e giovanissimi, che sono l'argomento di cui mi occupo, è quasi inutile dire. Però ecco, soffermarmi su quello che può rappresentare lo sport. Ieri abbiamo assistito a una finale storica, no, al Roland Garros, epica quasi per durata e per capacità di gioco. Abbiamo invece poi assistito qualche giorno fa invece a una partita sfortunata della nazionale di calcio. Quanto questo ecco, influisce poi nella società. Ecco, noi dobbiamo interrogarci anche su questo e lavorare perché lo sport continui ad essere quella grande occasione di crescita e di benessere che rappresenta, ma possa anche essere un'opportunità a volte economica e a volte di progresso. Allora, io ringrazio l'assessore De Blasio per essere stato con noi, concluderei Sveglia Trieste con l'altro servizio sul Cirque du Soleil della regia se possibile, poi andiamo in sigla. Grazie per essere stato Grazie a voi e buona giornata a tutti. All'assessore De Blasio. Chiudiamo ancora col Cirque du Soleil, poi Umberto Bosazzi ci racconterà negli speciali del Rossetti tutti i contorni di questo grande evento.
credo che debba essere un bel orgoglio per tutta la città avere un evento di questo genere, perché è un evento vero. Tante volte si parla, sì, è un grande evento, questo è un evento vero, basta vedere le immagini che sono state girate oggi, insomma le persone che sono impegnate nel montaggio e poi nella gestione di questo spettacolo. Il direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Stefano Curti, riflette ulteriormente sul significato della presenza a Trieste del Cirque du Soleil, inquadrando la tappa triestina della tournée di Allegria in New Light in un contesto più ampio, che va al di là del pure indubbio aspetto artistico dell'intera operazione, da questo punto di vista rivelatasi già vincente. Sappiamo che arriveranno persone da tutto il mondo a vedere Cirque a Trieste e magari scopriranno questa città e poi ci torneranno. Il punto ancora una volta dunque è anche questo, uno spettacolo importante ed in questo caso imponente che diventa veicolo per la promozione della città. Ma le prime conversazioni sull'ipotesi di portare Cirque a Trieste credo risalgano a 2 o 3 anni fa, sembravano ancora così quelle cose che ogni tanto si dice. Una volta concretizzatasi la possibilità di avere a Trieste il Cirque du Soleil, si poneva un problema non da poco, considerata anche la struttura morfologica della città. Trovare cioè un'area non periferica adatta ad ospitare la struttura all'interno della quale lo spettacolo si terrà, come noto, dal 13 giugno al 13 luglio. Valutati anche altri luoghi, si è dunque arrivati all'area del Silos, che aveva tutte le caratteristiche per essere un'area straordinariamente bella, sia per l'impatto proprio visivo che c'è, perché insomma qui intorno abbiamo edifici belli, alcuni che hanno bisogno di un recupero, ma soprattutto siamo in pieno centro. Cirque du Soleil spesso anche nelle grandi città si trova a dover andare in periferia e quindi magari bisogna andarci per forza in macchina. Qui il fatto di poterci andare a piedi per le persone più fortunate che magari abitano nel centro della città o venirci con un autobus urbano o con qualche fermata così è veramente un qualcosa di unico.